Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a un altro appuntamento con Sveglia Trieste che vi terrà compagnia fino alle 10. Gli ospiti, ve li dico subito, saranno il sindaco di Muggia Paolo Polidori dalle 8 alle 9, poi dalle 9 alle 10 Barbara Chiarelli, esponente di Adesso Trieste. 040 977 8910 è il numero di telefono cui potete chiamare, svegliatrieste@tele4.it è l'indirizzo di posta elettronica cui potete inviare le vostre mail. Come sempre leggeremo il Piccolo e il Corriere della Sera e rivedremo alcuni servizi che sono andati in onda nella edizione di ieri del telegiornale. Cominciamo subito, come sempre, con un'occhiata alla pagina meteo. Vediamo la situazione generale. Sul Friuli Venezia Giulia continuano ad affluire correnti umide sud-occidentali che favoriranno instabilità atmosferica. Dal pomeriggio di sabato le correnti in quota ruoteranno da nord, saranno più secche, determinando un miglioramento del tempo. Allora, vediamo le previsioni per oggi. Cielo in prevalenza coperto, nel corso della giornata rovesci e temporali sparsi, presenti a più riprese, non si escludono del tutto temporali localmente forti sulla pianura. Sono attese piogge moderate a ovest, abbondanti a est, anche intense verso le prealpi Giulie. Quota neve a 1300-1600 metri. Sulla costa soffierà vento temporaneamente moderato da sud. Per domani cielo nuvoloso, nella notte al mattino piogge deboli sulla fascia occidentale, moderate su quella orientale, quota neve a 1000-1300 metri circa. Dalle ore centrali progressiva attenuazione delle piogge, soffierà vento moderato da nord in quota sulla zona montana. La tendenza per domenica parla di cielo in prevalenza sereno al mattino, dal pomeriggio variabile e sulla zona montana sarà possibile lo sviluppo di qualche rovescio che potrebbe interessare anche l'alta pianura. Venti di brezza, temperature massime in lieve aumento. Io direi a questo punto, prima di incominciare a leggere la prima pagina del Piccolo e del Corriere della Sera, chiedo alla regia di mostrare delle immagini che ci sono arrivate questa notte e che riguardano quanto accaduto in via Bonaparte. C'è stato in via Bonaparte appunto un albero è caduto su alcune macchine posteggiate e provocando per fortuna soltanto danni alle autovetture. E mi scuso con i proprietari se dico provocando soltanto danni alle autovetture, perché non credo siano danni di poco conto, ma per fortuna insomma non c'è stato nessun ferito. Ne parleremo poi eventualmente anche con la polizia locale quando ci collegheremo, e queste potete vedere sono appunto le immagini dell'intervento dei vigili del fuoco. Ripeto, non ci sono stati problemi per le persone, non ci sono feriti o altro, però come potete vedere l'albero è caduto. Qui siamo, se vedo bene, in quella sorta di, non so come definirlo, una sorta di cunicolo, insomma proprio accanto al muro perimetrale del distretto militare, insomma del circolo ufficiali. Sulla sinistra, per farvi capire, c'è la Salus. Ripeto, nessun ferito, danni non di poco conto alle macchine parcheggiate. Fra l'altro poi quando ci collegheremo più avanti con la polizia locale vedremo anche se ci sono stati a Trieste questa notte episodi ulteriori, perché verso le 2 del mattino, come si dice in gergo tecnico, veniva giù che era un piacere. Ma di questo parleremo più avanti. Adesso possiamo andare alla prima pagina del Piccolo, che adesso vediamo, la ingrandiamo così riusciamo a leggere un po' meglio. Allora, sotto il titolo, che adesso come potete vedere con la nuova impaginazione, con la nuova grafica è spostato a sinistra. Allora, Trump strappa un accordo a Xi, niente atomica agli iraniani. C'è un intervento di Pieraldo, del professor Rovatti, sulla questione, il caso biennale, la distorsione di cultura e libertà. Il titolo è riservato alla Startech, progetto in bilico.
Impegno sugli stipendi, pronti nuovi investitori, ma la Regione reputa ancora incerta la sostenibilità del piano industriale. I sindacati servono garanzie subito. Allora, noi ci siamo, no, non vedo, vabbè, andiamo avanti su questo. E poi Mattiasi scontatta i soci all'1%, ma il piano per la pallacanestro Trieste resta vago, i tifosi non mollano. Teatro Romano, ostaggio di erbacce e rifiuti, il sindaco accusa la soprintendenza, un turista fotografa il Teatro Romano, preda dell'incuria. Cinema a Cannes, festival senza Italia, ma Trieste c'è e batte 3 colpi. Questo per quanto riguarda il Piccolo. Passiamo al Corriere della Sera. C'è stata una tragedia alle Maldive, sono morti 5 sub italiani, recuperato un solo corpo, si erano immersi alle Maldive in una grotta a 50 metri di profondità. Non c'è scritto, almeno poi vedremo sicuramente dopo, quelle che potrebbero essere le ragioni di quanto accaduto. I soccorritori avvertono che le operazioni di recupero sono piuttosto rischiose. Trump sì, tra sorrisi e ultimatum. Poi c'è il caffè di Massimo Grammellini, arrischiamoci a leggerlo. Dunque, dov'è finito il caro vecchio Trump, quello col vezzo di insolentire gli alleati e i connazionali residenti in Vaticano? Al cospetto dell'impassibile Ping, come lo ribattezzò l'immortale di Mao Zedong, il babau si è trasformato in una statua di terracotta. Per darsi un tono stringeva le labbra e reclinava la testa, ma più che un imperatore romano faceva venire in mente uno spaventapasseri. E poi le parole. Dimenticate i toni sprezzanti che riserva a europei, giapponesi, canadesi davanti a Xi Jinping, era tutto un sei un grande leader, per me è un onore essere tuo amico, avremo un futuro fantastico insieme. Che l'aria di Pechino lo abbia trasformato di colpo in un diplomatico avveduto, un prudente navigatore di correnti democristiane, mi sentirei, scrive Grammellini, di escluderlo. Considerato che aveva steso tappeti rossi anche a Putin, si può invece giungere alla conclusione che essere alleati di quest'uomo d'affari non è mai un grande affare. Se sei grande e grosso come lui ti porta rispetto e cerca di fregarti riempiendoti di complimenti, se invece sei piccolo e diviso come noi ti disprezza e cerca di fregarti riempendoti di improperi. In ogni caso cerca di fregarti. L'importante è saperlo e smettere di stupirsi se quello che dice non corrisponde mai a quello che pensa e se quello che pensa non è più quello che ha pensato ieri e non è ancora quello che penserà domani. Indignarsi e costernarsi con uno così serve davvero a poco, serve di più mettersi in condizione di poterne fare a meno. Allora, vedremo poi le pagine interne del Corriere, intanto andiamo alle pagine interne del Piccolo. Crisi Startech, progetto in bilico, azienda al confronto senza l'investitore. La Regione mantiene i propri dubbi sulla sostenibilità del piano. Per il tavolo lunedì il Ministero chiede un partner industriale, il CEO paga garantite e aumento di capitale. Sindacati insoddisfatti, ancora niente risposte. Altro fronte, diciamo così, di crisi, quello Electrolux, un orizzonte cinese per il futuro. Negli ultimi 10 anni i concorrenti venuti dall'Asia hanno doppiato le quote di mercato dei gruppi europei e l'offensiva è partita dagli storici marchi italiani. C'è poi una spalla molto ampia per dire la verità, l'ecatombe silenziosa delle piccole imprese che ha preceduto la crisi.
Ci addentriamo adesso solo superficialmente, perché ne parlerà poi il Corriere della Sera, partner non rivali, scontro su Taiwan per quanto concerne la visita in Cina di Trump. Allora, andiamo invece al Corriere della Sera, che dedica le pagine successive alla prima alla tragedia delle Maldive. Morti 5 sub italiani intrappolati in una grotta a 50 metri. Tutti esperti si sono immersi nonostante il maltempo. Fra loro una ricercatrice molto nota. È stato recuperato un solo corpo. Allora, leggiamo i sommari. 3 italiani e 2 italiani erano partiti il 10 maggio da Malé a bordo della Safari Boat Duke of York, barca per le crociere subacquee, per andare fino all'atollo di Vavu e poi immergersi vicino all'isola di Alimatha. Una vittima accertata, Monica Montefalcone, ecologa dell'Università di Genova. I dispersi, sua figlia Giorgia Sommacal, il neolaureato Federico Gualtieri, la ricercatrice Muriel Oddenino e l'istruttore Gianluca Benedetti. Nella mattinata di ieri, orario delle Maldive, è iniziato il viaggio. Il servizio meteo locale indicava però un'allerta gialla per il forte vento. Il gruppo italiano si è immerso nelle acque blu ed è sceso verso l'abisso dell'isola. Dopo un'ora e 45 in cui non vedeva nessuno riemergere, il comandante della Duke of York ha dato l'allarme chiedendo l'intervento dei soccorritori. Altri sub presenti in zona hanno iniziato le ricerche. Dopo 6 ore di ricerche, la polizia delle Maldive ha ufficializzato che un corpo è stato avvistato in una grotta, mentre altre 4 persone risultano disperse nella stessa zona. Le vittime si erano conosciute in un ateneo a Genova. La ministra Bernini: un dramma. Si ipotizza la tossicità da ossigeno o che si siano persi in quelle cavità sottomarine. La preside del dipartimento dove lavorava la professoressa Montefalcone, brava e amata, il suo lavoro ha ispirato tanti studenti. Monica che diceva: la mia vita dedicata a studiare gli abissi, le ricerche di Muriel e i 22 anni di Giorgia provenivano da Liguria e Piemonte, Veneto, il capobarca. E queste sono le immagini delle vittime. Allora, dal disorientamento ai gas impuri in bombola, ci sono ipotesi sulle cause. A -50 serve un serio allenamento. I subacquei potrebbero aver perso la via d'uscita rimanendo poi senza ossigeno. E qui ci sono appunto le ipotesi sulle cause di quanto accaduto. E adesso siamo alla visita di Trump in Cina. Xi avverte Trump sul rischio Taiwan, ma collaboriamo. C'è sempre questa incognita, no? Quando si parla dei rapporti fra Stati Uniti e Cina. Le armi per l'isola e l'aiuto su Hormuz, i dossier sospesi e gli affari miliardari, ipotesi su aerei, chip e agroalimentare, affari e commercio, Iran, Taiwan, le 3 punti segnalati in questo articolo. C'è poi anche un'immagine diciamo così, del figlio di Elon Musk di 6 anni che insomma, c'è un video che circola dove passeggia con il padre indossando un gilet azzurro in stile cinese. Ciò è stato molto elogiato dai media statali cinesi. Stretta di mano, gesti di cortesia, il body language dei 2 leader. Sì, la trappola di Tucidide, la lezione greca sui conflitti. Con trappola di Tucidide si intende una dinamica in cui il rischio di scontro aumenta quando una potenza emergente minaccia il predominio di una già consolidata. Accade tra Atene e Sparta. Quando combatterono la guerra nel Peloponneso, il concetto è stato ripreso dal politologo Graham Allison in un suo fortunato saggio del 2017. Per Taiwan la Cina starà molto attenta a non rischiare una guerra, questo sostiene l'ex sottosegretario ONU Kim Won-soo.
Per la Cina riunirsi con Taiwan è un obiettivo geopolitico non solo economico-storico, significherebbe avere una postazione avanzata aperta sul Pacifico. Pechino non può permettersi una guerra lunga e potenzialmente dolorosa. Ci sono le reazioni in giro per il mondo. Da Bruxelles l'Unione teme di finire in una stretta tra le due superpotenze, come se non lo fosse già finita. Visto da Teheran la propaganda, Donald indebolito, ma l'Iran ha paura di essere scaricato. Sberleffi da Mosca, e rispetto per l'alleato, Putin guarda già al suo vertice con Xi. Cuba apre agli aiuti statunitensi senza cambio al governo, è pronta a valutare la proposta di aiuti da $100 milioni avanzata dagli Stati Uniti. Lo ha annunciato il ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez con un post in un momento in cui l'isola, soggetta a un blocco energetico imposto da Washington, sta affrontando una gravissima crisi. Siamo pronti ad ascoltare i dettagli della proposta e le modalità con cui verrebbe attuata, ha dichiarato appunto il capo della diplomazia cubana. Mercoledì il segretario di Stato americano Marco Rubio aveva rinnovato l'offerta degli Stati Uniti a condizione che tale aiuto venga distribuito dalla Chiesa Cattolica senza passare attraverso il governo. Rubio aveva anche posto come condizione un ricambio dei vertici al potere cubano, ipotesi subito respinta. Questo passiamo, ce ne occuperemo dopo. Adesso cominciamo a vedere qualche servizio trasmesso ieri. Fra un po' penso che dovremmo collegarci con la polizia italiana. È in arrivo, con la polizia italiana, con la polizia locale. Siamo di qua. È in arrivo una stretta sulla sicurezza a Trieste, maggiori controlli in aree mirate, implementazione dei sistemi di sorveglianza, ma anche focus su chi vive situazioni di disagio e sui soggetti recidivi. Ieri c'è stato un tavolo di sicurezza in prefettura, vediamo. Controlli mirati in aree specifiche di Trieste in cui si pensa a una vigilanza rafforzata, implementazione dei sistemi di sorveglianza in programma da parte del Comune in aree sensibili ai fenomeni violenti, ma anche un'attenzione particolare al fenomeno sicurezza in una prospettiva più ampia, cioè tenendo conto delle persone che affrontano situazioni di disagio, in particolare quelle seguite dai centri di salute mentale, ripetutamente coinvolte in fatti gravi negli ultimi anni, ma anche ai soggetti recidivi, ripetutamente coinvolti in episodi violenti, e a quelli legati ad abuso di sostanze alcoliche o droga. Quello che si definisce un approccio integrato a 360 gradi per affrontare non solo i recenti gravi episodi, dall'accoltellamento di Piazza Libertà al tentato scippo della pistola a un agente in questura dello stesso attentatore della Startec che ha riportato alla mente la tragedia dei poliziotti uccisi da Alejandro Meran, ma per capire meglio in prospettiva come organizzare la sicurezza in città. Questo è l'esito della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Giuseppe Petronzi, alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine, il sindaco di Piazza insieme all'assessore De Gavardo e rappresentante della giunta regionale con delega alla sicurezza Pierpaolo Roberti. Oggi il tavolo Ordine Pubblico e Sicurezza in Prefettura ha affrontato diverse criticità che afferiscono al tema sicurezza e che sono emerse purtroppo drammaticamente negli ultimi giorni, dall'accoltellamento in Piazza Libertà fino al tema movida a volte anche violenta nei locali lungo le rive fino a Canale di Ponte Rosso, per poi arrivare ad altri episodi particolari come quello che abbiamo visto purtroppo e che ha ricordato i tragici eventi del 2019, quando una persona è entrata in questura e ha tentato di estrarre l'arma a un agente di polizia. È evidente che delle criticità ci sono, vanno affrontate, tutte le istituzioni sono disponibili a dare una mano, e in particolare l'impegno della Regione è stato quello di garantire un supporto pieno per quanto riguarda eventuali nuove misure con la vigilanza privata nelle zone della Movida, misure ulteriori anche con ulteriori finanziamenti per quanto riguarda la videosorveglianza e un aumento dei presidi di videosorveglianza lungo il territorio. Per quanto riguarda la pressione che stiamo vivendo su Piazza Libertà, la
rapporto della Regione con il sistema di prenotazione per i richiedenti asilo che è stato messo in piedi e che partirà nelle prossime settimane sicuramente potrà dare dei risultati positivi. Pronti allora per il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale. Abbiamo in linea l'ispettore Luisa Mastracchio. Buongiorno ispettore. Allora mi riallaccio a quanto detto da lei prima per quanto riguarda l'albero. Sì, effettivamente ha danneggiato diversi veicoli in sosta, l'albero sulla via Bonaparte intendo, nel tratto a fondo cieco, quindi nostra presenza sul posto unitamente ai vigili del fuoco. Insomma l'intervento si è protratto per diverse ore, quindi ha impegnato la nostra pattuglia per diverse ore. Come ha detto lei già, però per fortuna nessun ferito, nessuna persona in transito che è rimasta ferita. Se vedo bene dalle immagini, mi scusi se l'ho interrotta, sì. ispettore, dovrebbe essere caduto un albero che stava proprio alla fine del fondo cieco, no? Quindi, sì, esattamente. Quindi deve essere sì, caduto sì, anche da un'altezza notevole, perché ricordo benissimo quando andavo all'università da quelle parti, non è, come dire, sta su quella specie di poggio, diciamo così. Io esattamente, sì, okay. Sì, è anche un albero di piccole dimensioni, insomma, infatti, quindi insomma è stata la serata con appunto tra la pioggia, la bora e tutto, insomma ha creato questo problema. Dunque, seconda cosa, ieri sera c'è stato verso le 23:30 un incidente con un unico veicolo coinvolto in piazza Goldoni che ha danneggiato il semaforo, un semaforo di piazza Goldoni, e che per oggi è funzionante ma è parzialmente demolito, quindi si dovrà provvedere al ripristino della lampada, dei pezzi insomma danneggiati durante l'urto, quindi dico unico veicolo coinvolto e non ferito il suo conducente. E terza cosa, causa vento e pioggia anche questa notte è stata rovesciata ieri sera tarda la recinzione di cantiere sulla via Baiamonti 64, la quale è stata poi rimessa in sicurezza dalle nostre pattuglie operanti sul posto, quindi anche là è rimesso in sicurezza. E una cosa da dire, ieri abbiamo operato con diverse rimozioni per le riprese cinematografiche sulla via Ottaviano Augusto, ci sono state parecchie rimozioni, quindi attenzione che comunque nei prossimi giorni saranno operativi anche divieti sulla strada vicentina, quindi la napoleonica, in particolare nell'area di parcheggio lato Prosecco, in via Roma 9, in via dell'Orologio, in piazza della Borsa e sulla via Genova, quindi attenzione a queste zone dove ci saranno le riprese. E solo un anticipo ma lievissimo, per domani ci sarà la manifestazione Cori Trieste che si svolgerà all'interno del porto, ci saranno divieti di sosta, divieti di transito, ma di questo casomai si occuperanno più ampiamente i colleghi dei turni successivi. E un'ultima cosa, l'ANAS ci ha appena comunicato che nel fine settimana la Galleria Carso in direzione Trieste viene riaperta, quindi temporaneamente, quindi sicuramente per il fine settimana e forse anche l'inizio della prossima settimana la galleria è riaperta. Ecco, con questo avrei detto tutto, restituirei la linea. Le chiedo soltanto una cosa. Dica. Non ci sono stati ulteriori interventi o comunque interventi particolari nella notte per il maltempo, perché mi è parso che verso le 2 di questa notte, come dicono quelli che parlano bene, veniva giù bene, però probabilmente se non mi ha detto niente vuol dire che tutto sommato non c'è stato, è stato abbastanza tranquillo nonostante la pioggia. Come dice lei, veniva giù bene, ma non ha fatto ulteriori danni, almeno non siamo stati interpellati a riguardo per interventi. Ecco, questo da quel punto di vista è andata bene. Va bene. Grazie ispettore, buona giornata e buon lavoro, ci risentiamo alle 13:20, logicamente ove fosse bisogno di comunicare qualche cosa noi siamo a disposizione, però speriamo di no, perché non sarebbero cose piacevoli. Grazie ancora e buona giornata. Grazie anche a voi, grazie, salve, buongiorno. Allora, eravamo rimasti al piccolo, andiamo avanti.
qui ci sono dei... Allora, per quanto riguarda la politica estera europea, c'è una pagina dedicata, vediamo, un po' più in grande così vediamo meglio. Draghi avverte, l'Europa è sola e deve svegliarsi, l'ex premier sferza l'Unione lanciando un messaggio a preoccupare il passo di lato degli Stati Uniti, il partner da cui dipendiamo è diventato imprevedibile. Terremoto nei Labour, qui siamo in Gran Bretagna, nel partito laburista, il ministro della sanità lascia l'incarico per dare l'assalto alla leadership del partito. Il ministro si chiama Wes Streeting, è un personaggio con una biografia molto particolare e molto interessante. E anche per certi aspetti molto dura. Sospese le sanzioni nei confronti di Albanese, arriva la decisione di un tribunale statunitense, una bellissima notizia, dice la relatrice speciale dell'ONU. Allora, saltiamo la pagina che riguarda il lista elettorale, tensioni sui soldi del SAFE, Crosetto in pressing sul ministro Giorgetti, alert sul caro benzina, più tempo al concordato, quarto suicidio assistito in Toscana. Saltiamo al Corriere della Sera, sempre politica estera, Hormuz, altre 2 navi colpite, il Golfo tratta un patto con Teheran, l'ipotesi di un'intesa di non aggressione con l'Iran, Netanyahu fa causa al New York Times, chissà perché, Katz critica Lamine Yamal per la bandiera palestinese, il calciatore spagnolo, padre marocchino e madre della Guinea Equatoriale, aveva sventolato una bandiera palestinese durante la festa per la vittoria del Barcellona alla Liga. Ha scelto di incitare all'odio contro Israele mentre i nostri soldati combattono l'organizzazione terroristica Hamas, che il 7 ottobre 2023 ha massacrato, violentato, bruciato e ucciso bambini, donne e anziani ebrei. L'Iran va al mondiale statunitense tra proclami, guai con i visti e cori morte all'America. Nel 2022 la squadra, spaccata politicamente in 2, fu eliminata dal primo turno proprio dagli Stati Uniti, questo nel mondiale del Qatar. Tra l'altro il capo della Federcalcio italiana Mehdi Tai è un ex Pasdaran, ma vabbè, questo è un dato. Allora, prorogate le missioni internazionali, Crosetto Giorgetti tensione sui fondi, il ministro della difesa, ho chiesto 2 volte al MEF di attivare i prestiti comunitari, ma non ha risposto. Raid militari all'estero per salvare i russi, via libera dalla Duma, Kiev 16 morti civili, Mosca lancia pesanti bombardamenti sull'Ucraina. E qui appunto Draghi scuote l'Europa, per la prima volta siamo soli, per la difesa impegni comuni. Credo ci sia stato un premio perché sì, ha ricevuto il premio Carlo Magno dal sindaco di Aquisgrana, che è questo con pochi capelli, anche lui. FAO, il governo spinge per il PD Martina, ma da sinistra c'è l'ostacolo Sanchez. L'Italia vuole al vertice l'ex leader Dem, la Spagna un suo ministro. Lettera di fuoco di Lollobrigida alla presidenza dell'Unione Europea. Luis Planas Pujadas è il ministro dell'agricoltura e della pesca spagnola, che il segretario del PSOE e primo ministro spagnolo Sanchez vorrebbe al posto di Martina. Segnalo, ma non per uno spirito nazionalistico spinto, che Martina ha 47 anni e il ministro dell'agricoltura e della pesca spagnolo ne ha 73. Ma ripeto, è solo un dato che mi viene suggerito dal Corriere della Sera. Mobilitazione ambientalista contro la legge sparatutto, si potrà cacciare anche in spiaggia, il WWF scrive a Mattarella, ci sono profili di incostituzionalità. Allora, il vicepresidente del CSM, giustizia, voltiamo pagina, sul CSM voglio rassicurare, sarà adeguato al suo ruolo.
Garlasco serve un esame di coscienza. Fabio Pinelli, 60 anni, avvocato e vicepresidente del CSM, nella sua attività professionale ha difeso diversi esponenti della Lega. È stato il partito di Salvini ad avanzare il suo nome per il CSM. Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Capo dello Stato, ma è il vice che lo sostituisce nelle sue funzioni. Pinelli è stato eletto dal Parlamento con 516 voti al primo scrutinio. Possiamo invece scrutinare la pubblicità, poi torniamo sempre leggendo il piccolo e Corriere della Sera e con altri servizi. Rientriamo in occupiamoci adesso di un'operazione contro il lavoro nero effettuata dai Carabinieri per la tutela dal gruppo Carabinieri per la tutela del lavoro di Venezia. 250.000 euro di sanzioni distribuite su 11 attività commerciali e di ristorazione risultate non conformi tra Gorizia, Monfalcone, Grado e Gradisca dai controlli dei Carabinieri per la tutela del lavoro di Venezia. Sono state sospese le attività di un'impresa edile, di un acconciatore e di 3 ristoranti pizzeria kebab per gravi violazioni della sicurezza. 8 lavoratori in nero sono stati scoperti in un bar, così come in un salone di parruccheria, dove l'unico dipendente operava anch'esso senza alcun contratto di lavoro. Nello specifico, in 2 bar di Gorizia, oltre agli 8 addetti in nero su 8, privi della formazione di base specifica, nonché della sorveglianza sanitaria, sono state riscontrate la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del piano d'emergenza ed evacuazione, nonché l'omessa formazione e nomina degli addetti alle emergenze e primo soccorso. Entrambe le attività sono state sospese con multe complessive per 100.000 euro. Sempre a Gorizia, 3 kebabari, un ristorante, sono stati sanzionati per 90.000 euro con la sospensione di un'attività, sempre per carenze sul fronte della sicurezza, estintori compresi, e 2 lavoratori privi di alcuna formazione. 30.000 euro di sanzioni per la parruccheria chiusa con un lavorante in nero, anche qui a Gorizia, dove mancava addirittura la denuncia di inizio attività, rendendo così l'esercizio commerciale completamente abusivo. Gravi violazioni per la sicurezza hanno reso necessaria invece la chiusura di un cantiere per la ristrutturazione di un fabbricato privato a Monfalcone, con sanzioni per 20.000 euro alla ditta. Multe per 10.000 euro, sempre per questioni inerenti alla sicurezza e al primo soccorso, a un locale che offre kebab e pizza a Monfalcone e 2 bar, il primo a Grado e il secondo a Gradisca. Allora vi ricordo che i nostri ospiti saranno Paolo Polidori, sindaco di Muggia, e Barbara Chiarelli di Adesso Trieste. 040 977 8910 è il numero di telefono a cui potete chiamare. svegliatrieste@tele4.it invece è l'indirizzo di posta elettronica. Potete telefonare e inviare le mail quando lo desiderate. Allora c'è un aggiornamento, diciamo, per quanto riguarda la protezione civile rispetto all'evoluzione del meteo e anche per quanto riguarda l'allerta gialla che è stata diramata. Dall'inizio dell'allerta sono pervenute alla sala operativa regionale segnalazioni di dissesti sul territorio provenienti dai seguenti comuni: San Giovanni a Natisone, Ronchi dei Legionari, Monfalcone, Gorizia, Savogna di Sonzo, Cervignano per allagamenti, Grado per acqua alta, Savogna di Sonzo per un movimento di scivolamento. 50 volontari e 18 mezzi sono stati impegnati. Al NUE 112 sono pervenute 134 segnalazioni di allagamenti e 7 di crolli. Allora, vediamo di recuperare, eravamo fermi, credo sì, al Corriere della Sera. Coalizioni testa a testa, lo spettro del pareggio evitato dallo Stabilicum, mamma mia sti nomi. La simulazione di U-Trend con lo 0,1% in più vincerebbe il campo largo. In un elettorato diviso a metà acquista peso chi deve ancora scegliere la collocazione, come i partiti di Vannacci e di Calenda. La norma di La Russa, le arance di Conte quando la politica si fa col carrello della spesa. L'ultimo caso, il duello Meloni-PD sugli acquisti al mercato.
i leader tra Folla e Carovita. Boh. Allora, c'è una intervista con Emma Bonino, le battaglie su aborto e cannabis ci fecero diventare amici, poi la lite. A 10 anni dalla morte di Pannella, i ricordi appunto di una vita, la fine senza parlarsi mi fece male. La figura di Pannella manca al paese, ma è difficile dire cosa farebbe o direbbe oggi. Certo le sfide non mancherebbero, dalla giustizia all'eutanasia alle carceri. Vediamo se c'è ancora qualche spunto, no? Quindi proseguiamo. Allora, ancora politica, caso Minetti, la Procura Generale non pensa di sentire la massaggiatrice, polemiche in Uruguay, illecita raccolta di dati giudiziari, perquisiti Bellavia e l'ex collaboratrice. Vabbè. Andiamo al piccolo, facciamo velocemente perché se no non riusciamo. Forse ho sbagliato un po' nel calibrare il tutto. Allora, fermiamoci qua. A Gorizia arriva il nuovo arcivescovo, Papa Leone sceglie Giampaolo Dianin. Ce ne siamo occupati con un servizio che abbiamo mandato in onda ieri, può partire. Crediamo che lui può toccare il cuore di pietra di tanti uomini e donne di questo tempo e farli diventare cuori di carne, capaci di comprendere e di prendersi cura di tutte le membra sofferenti. Farà ingresso in diocesi il 12 luglio, in occasione della solennità dei Santi Ermacora e Fortunato, il nuovo arcivescovo metropolita di Gorizia, Monsignor Giampaolo Dianin. L'annuncio, come tradizione, è stato dato dall'arcivescovo uscente Carlo Roberto Maria Redaelli, che lascia la diocesi isontina dopo 13 anni. 63enne, nato a Teolo, in provincia di Padova, Dianin era stato nominato vescovo di Chioggia nel 2021. Fino ad allora, dal 2009, era stato rettore del seminario maggiore di Padova. Grandi, si legge nella nota di Monsignor Redaelli, la preparazione culturale e l'esperienza pastorale di Monsignor Dianin, in particolare negli ambiti della famiglia, del laicato e delle vocazioni. Aveva fatto un incontro qui a Trieste con i presbiteri, i sacerdoti, proprio sul tema della famiglia. E diciamo che nella sua esperienza poi è stato anche molto formatore, educatore nel seminario di Padova, poi la pastorale familiare e adesso era già vescovo, per cui ha già un po' di esperienza e per cui lo accogliamo con gioia con tutte queste sue competenze. Un piano straordinario in aiuto a Monfalcone è stato presentato dal consigliere regionale Buglia, anche in questo caso possiamo vedere il servizio. È una proposta molto articolata, 11 cappi, 40 articoli, autenticamente multisettoriale, tocca i diversi ambiti, dal lavorativo al sociosanitario sanitario, all'educativo e a quello legato all'istruzione, andando avanti fino alle tematiche della libertà religiosa e delle pratiche sportive. Affrontare la questione migratoria e le altre particolarità di Monfalcone non come emergenza ma in modo concreto e positivo per risolvere i problemi di tutti i monfalconesi, autoctoni inclusi. È il senso della proposta di legge depositata ieri dal consigliere regionale indipendente del Patto per l'Autonomia Enrico Bullian. Con oltre il 30% della popolazione di origine straniera e una quota rilevante di religione musulmana, questo unicum determina l'esigenza di una legge organica e strutturata che affronti quelle complessità che altrimenti un comune da solo non può riuscire ad affrontare. Abbiamo visto che nonostante i proclami di questi ultimi 10 anni, gli stranieri sono aumentati di 4.000 unità. 3 gli impatti macroscopici subiti dalla città negli ultimi decenni, le malattie d'amianto, l'inquinamento da carbone dovuto alla centrale termoelettrica e da ultimo una pressione migratoria fuori scala che porta a oltre il 30% la popolazione straniera. Necessario, secondo Bullian, partire da un'analisi sociologica aggiornata rispetto all'ultima che risale a più di 20 anni fa. Credo che la via più razionale e corretta sia quella di avviare
politiche attive di integrazione che siano a beneficio anche dei cittadini monfalconesi autoctoni. Allora, una Tari più leggera per tutti i nuclei familiari con almeno 2 persone, stimati risparmi medi sui rifiuti tra i 2 e i 20 euro, debutta il bonus sociale. Tutto ciò è stato oggetto ieri di un incontro con l'assessore Bertoli. Vediamo il servizio. Tassa sui rifiuti meno salata per famiglie e imprese triestine. La rimodulazione delle tariffe a ribasso in controtendenza rispetto allo scenario nazionale e regionale è stata presentata dall'assessore comunale al bilancio Everest Bertoli insieme con i dipendenti del servizio riscossione e tassa rifiuti Gianluca Venier e Michele Angelini. Significa che per i triestini in controtendenza sia a livello regionale che a livello nazionale, significa che per la prima volta appunto non solo non aumenteranno, non solo non resteranno quelle che erano l'anno scorso, ma le portiamo in diminuzione. Li portiamo in diminuzione sia per quanto riguarda le famiglie, le utenze domestiche, le famiglie che avranno delle riduzioni che possono andare dall'1 quasi il 4% per le famiglie più numerose, sia in diminuzione per quanto riguarda le imprese, le attività economiche che avranno una riduzione media di circa 1% rispetto a quello che pagavano l'anno scorso. Nel quinquennio 2020-2025 a Trieste la Tari è aumentata di un solo euro, passando dai 344 ai 345 euro annuali di media. A Gorizia, nello stesso periodo, si è passati da una media di 350 a 435, a Pordenone dai 188 ai 222, a Udine dai 191 ai 224. Grazie a una forte lotta all'evasione fiscale, quest'anno nel capoluogo giuliano si inverte la rotta, portando in detrazione 3.657.000 euro e riducendo l'ammontare della Tari a 39.706.000 euro. A ciò si somma la novità del bonus sociale rifiuti introdotto dal governo, che prevede uno sconto del 25% della Tari per le famiglie in forte difficoltà economica. Riguarda le famiglie con ISEE basso, quindi famiglia che ha un ISEE inferiore ai 9.776 euro pagherà il 25% in meno della tassa rifiuti, al di là della riduzione che avevamo fatto prima. Qualora invece la famiglia abbia almeno 4 figli, l'ISEE sale fino a 20.000 euro. Allora, con il Corriere della Sera torniamo momentaneamente a Londra. Laburisti lascia anche un ministro, partita la lunga sfida a Starmer, Street in sanità si dimette ma prende tempo, passo avanti del re del Nord Burnham. Allora, O'Neill, chi è questa? La prima ministra di Belfast, il regno si sfalda, ora il voto per riunire l'Irlanda e ritrovarci insieme nell'Unione Europea. La prima ministra di Belfast, Dio ci scampi da Farage. Il fatto è che questo danni li ha già fatti. Allora, niente, andiamo... Il sindaco del delitto di Sacò, aiuteremo noi i parenti, porteremo la salma in Mali, questo è relativo a quanto accaduto a Taranto. Famiglia del Bosco, Pillon vede i genitori, il nuovo avvocato, l'istruzione in casa è un vostro diritto. Torniamo al piccolo. E torniamo a Trieste, dunque una sala attività e un magazzino assegnati all'Unicef dal Comune. Ieri la consegna, diciamo così, l'inaugurazione di questo spazio. L'indirizzo che dobbiamo dare e continueremo a dare è quello di utilizzare il patrimonio pubblico e il patrimonio comunale per finalità che siano di natura sociale, di volontariato, relative alle associazioni e terzo settore. Un passo importante del percorso sintetizzato dall'assessore comunale al patrimonio Elisa Lodi senz'altro è l'assegnazione in comodato d'uso gratuito della sede dell'Unicef in via dei Capitelli 19 inaugurata quest'oggi, nonché di un magazzino in via Pascoli. Una sede in centro città che sarà in grado di migliorare l'attività di Unicef sul territorio, di poter permettere di svolgere al meglio l'attività di formazione, le attività istituzionali secondo ovviamente le loro finalità, quindi a tutela dei minori, dei bambini e degli adolescenti. L'accordo avrà la durata di 2 anni, rinnovabili fino a 4. I vertici Unicef presenti stamani hanno sottolineato l'importanza di poter contare su una sede funzionale per un'organizzazione migliore delle attività ed una maggiore capacità organizzativa. Da un po' che
aspettavamo di poter avere una sede per i nostri volontari, che comunque hanno continuato a operare in tutto questo periodo. Poter avere la sede per noi è un nuovo punto di partenza, potremmo dire una ripartenza per la difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti. La sezione triestina dell'Unicef, di fatto in questi ultimi mesi, si è messa comunque a disposizione di un'eccellenza cittadina che in breve potrà fregiarsi di un ulteriore importante e significativo riconoscimento. Ci sarà il riconoscimento come ospedale amico dei bambini, convenzionato Unicef con l'Organizzazione Mondiale della Sanità del Burlo di Trieste, che ha completato le 4 fasi necessarie per poter essere certificati come ospedale amico. Alla base della delibera giuntale anche la possibilità che gli spazi possano essere condivisi da altri enti del terzo settore, incentivando in questo modo sinergie, progettualità comuni ed una più ampia offerta di iniziative rivolte ai cittadini. Ancora cronaca per quanto riguarda Trieste, sono circa 15 le persone i cui automezzi sono andati a fuoco vittima del piromane che ha operato nella zona est della città per 1 anno e mezzo e che hanno presentato richiesta di essere ammessi parte civile nel procedimento contro Marco Zaccaria. Una mezza dozzina le domande accolte. Il giudice per le indagini preliminari Flavia Mangiante ha accolto la costituzione di parte civile di una mezza dozzina di proprietari delle automobili incendiate da Marco Zaccaria, l'ex guardafuochi accusato di essere il piromane che per 1 anno e mezzo ha dato fuoco a 32 veicoli nella zona est della città. Una quindicina, sulle circa 30 persone che hanno visto la propria autovettura andare in fumo, ha presentato richiesta in tal senso. Vi è stato anche chi però ha fatto riferimento ad un rogo non citato nel capo di imputazione. Zaccaria, che ora è ai domiciliari con il braccialetto elettronico, in seguito all'arresto è stato licenziato. Al momento dunque non percepisce stipendio e non risulta proprietario di un patrimonio eventualmente aggredibile. Appare pertanto ardua la strada di chi mira ad un risarcimento economico, eventualità che sarà comunque affrontata in un secondo tempo, a seconda della piega che assumerà il processo, per il quale il difensore di Zaccaria ha chiesto il rito abbreviato. A Zaccaria sono stati contestati gli incendi di 32 mezzi fra auto, scooter e motociclette. L'uomo, guardiafuochi in ospedale, sindacalista Comsal, secondo gli inquirenti prendeva di mira i veicoli delle donne che non volevano uscire con lui, ma anche quelli dei fidanzati e dei familiari. In più di un'occasione le fiamme si erano propagate anche ai mezzi vicini a quelli presi di mira. Noi ci occupiamo molto spesso, grazie alle vostre telefonate e alle segnalazioni che arrivano a Sveglia Trieste attraverso le mail, della necessità di procedere con le asfaltature in città. Bene, sono pronti a partire i lavori in tal senso in via Milano, viale Campi Elisi, salita di Gretta e in via Svevo. Grazie al milione di euro stanziato a dicembre 2025, deliberato nel corso dell'approvazione della manovra finanziaria comunale, sono pronte a partire le asfaltature in via Milano, salita di Gretta, viale Campi Elisi e via Svevo. Un macrolotto importante, quello che verrà varato su indicazione dell'assessore alle politiche del territorio Michele Babuder, in cui rientrano anche degli interventi residui che erano stati temporaneamente rinviati, in particolare via Milano, a seguito di lavori a Cegas per conto di Generali. I cantieri stradali partiranno progressivamente a partire dal lunedì 18 maggio, con arco temporale a coprire i prossimi 3 mesi estivi, ovviamente non continui, ma con interventi di 3-4 giorni sulla singola arteria e spostamento a quella successiva. Alcune delle opere si eseguiranno nottetempo. A seguire la programmazione prevede di intervenire in via Ciamician, Zandonai e Piccardi. A questi interventi seguiranno una serie di ripristini del manto stradale a seguito dei cantieri collegati all'ammodernamento dei sottoservizi. Tra questi il tratto di viale Miramare, compreso tra il ponte ferroviario e l'ex deposito della polizia locale, via Tor San Piero fino all'intersezione con via Giacinti, via Val Martinaga, via dei Gelsomini fino alla cabina di Roiano e via Ginnastica. In quest'ultimo caso ripristino necessario dopo i lavori estivi in più tranche degli ultimi anni. Allora, ieri c'è stata anche l'assemblea degli azionisti Fincantieri. Il futuro della Fincantieri punta sull'innovazione anche attraverso un nuovo progetto per l'evoluzione del sistema dell'indotto e degli appalti, spesso oggetto di critiche. Lo ha spiegato l'amministratore delegato Folgero a margine dell'assemblea. A me piace dire che le cose si cambiano quando vanno bene. E le cose vanno bene e noi dobbiamo evolvere il prodotto
per essere un prodotto a prova di futuro, quindi il cervello della nave, il cuore della nave, la digitalizzazione, la propulsione, ma evolvere anche il processo produttivo. Punta all'innovazione il futuro di Fincantieri nelle parole dell'amministratore delegato Pierroberto Folgero a margine dell'assemblea degli azionisti di questa mattina. Il settore della croceristica è solido e in crescita, ha spiegato il manager. Avere lavoro per i prossimi 10 anni significa avere la responsabilità in questi 10 anni di preparare l'azienda al futuro sul processo e sul prodotto. Il fatto che abbiamo una filiera così corta ci rende forti in un momento in cui fuori dal paese c'è congestione e incertezza. Fincantieri al lavoro da tempo sul modello produttivo per rendere più sicura la catena degli appalti e dell'indotto, spesso osservata speciale. Abbiamo lanciato nell'ambito del piano industriale un progetto strategico che si chiama Evoluzione Indotto, che è proprio pensato per riarticolare le filiere di subappalto, accorciarle il più possibile, a seconda ovviamente della merceologia, con l'idea di creare un numero di interlocutori idoneo, sia come numero, sia come taglia e caratteristiche, per essere in grado e capace di gestire temi al meglio. E sul rapporto con le istituzioni locali, in particolare sulle tensioni recenti con il comune di Monfalcone? Ma guardi, io parto dal presupposto che nel momento in cui un'azienda rappresenta una realtà importante dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista delle PMI e dal punto di vista del PIL, diciamo, i rapporti con il territorio non possono che essere buoni. Infine, stimolato dalle domande degli azionisti, Folgero è intervenuto sul tema sicurezza. Noi abbiamo risposto con un progetto che abbiamo lanciato l'altro anno, che è un progetto nuovo, coraggioso, che ci consente di influire sul futuro della salute e della sicurezza dell'azienda piuttosto che col passato. Allora, andiamo giusto un attimo al Festival di Cannes, perché è stato presentato il film di Farhadi, dove sembra che ci sia già un'autorevole candidatura alla Palma d'Oro per Isabelle Huppert. Isabelle Huppert è una grandissima attrice francese, interpreta una scrittrice in cerca di ispirazione che inizia a osservare i vicini che vivono di fronte a casa sua. Il film ha un cast notevole, c'è anche Vincent Cassel, Pierre Ninet e soprattutto anche in una piccola parte Catherine Deneuve. Ancora dal Festival di Cannes c'è un'intervista con Avoz, protagonista e sceneggiatore di un film dove interpreta la parte di una star del basket bullizzata per la sua altezza. Storie parallele di Asghar Farhadi è appunto il film con la Deneuve e la Huppert, che insomma si candida ad ottenere parecchi riconoscimenti. Occupiamoci adesso di pallacanestro, che è un tema del quale molti, giustamente, un tema per il quale molti sono preoccupati, anche chi non segue il basket dal punto di vista sportivo o da tifoso. Vediamo quelle che possono essere le novità ricostruite nel prossimo servizio da Marco Stabile. Che Paul Matjasic sbarcherà a Roma dopo essersi accaparrato a suon di milioni il Palaeuro non è una novità, lo è invece che lo faccia senza intaccare il titolo sportivo di Trieste, lasciando dunque la 1 nella città della Bora. Lo scenario è sempre più confermato a livello nazionale, dalle accurate rassicurazioni telefoniche del presidente federale Gianni Petrucci al sindaco di Piazza nel pomeriggio in cui il primo cittadino e l'ex Cosolini gli hanno fatto pervenire la famosa lettera appello e il giorno dopo al presidente della regione Fedriga e ad altri esponenti politici nazionali nel segno del Trieste con il trasferimento a Roma non c'entra. Per non parlare delle informazioni che circolano fra i presidenti delle società sportive di massima serie, confermate dall'articolo della Gazzetta dello Sport in cui si parla di Trieste salva, sino allo stesso comunicato della società biancorossa dopo la call con la regione in cui si annuncia di aver definito un piano strutturale volto a garantire
garantire la competitività e la sostenibilità della squadra al massimo livello possibile. Detto che, ovviamente, nessuno può mettere la mano sul fuoco con certezza su questo scenario, sinché non si spegneranno i riflettori sui play-off e, usciamo di metafora, si capirà con quale altro titolo di A1 l'avvocato di San Francisco sbarcherebbe nella capitale, bisogna ora iniziare a lavorare per il futuro. In primis la struttura. È molto probabile che si scelga di proseguire con la professionalità di Mike Arcieri in cabina di regia, che peraltro avrebbe già conto di tutta la situazione societaria, dei contratti in essere e dei nodi da risolvere. Un'altra strada, che al momento appare più un rumors via social che una pista concreta, è quella che porterebbe all'ex patron Gianluca Mauro, deus ex machina dell'era Alma. Per poter parlare concretamente di tutto questo, però, servono investitori e sponsor in grado di coprire il budget minimo per la salvezza, e su questo chi di dovere deve mettersi al lavoro subito e in modo concreto. Allora, prima di andare in pubblicità, soltanto un passaggio per quanto riguarda il caos orari e le partite di calcio e la finale degli internazionali di tennis, derby alle 12, tennis alle 17. Andiamo in pubblicità, poi sarà con noi il sindaco di Muggia, Paolo Polidori. Allora, come annunciato, siamo in compagnia del primo ospite di oggi, che è il sindaco di Muggia, Paolo Polidori. Grazie per essere buongiorno Umberto, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, prima di incominciare c'è una mail, ma volevo chiederle una cosa che riguarda l'articolo di apertura del Piccolo di oggi, cioè la situazione del Teatro Romano, no? Sì. Che è una situazione di un certo degrado che è stata sottolineata da alcuni turisti, eccetera. Il sito è della sovrintendenza, adesso detta così vado molto per il generale, il sindaco di Piazza si è anche lamentato di questo fatto. Tecnicamente, perché proprio io so già la risposta, ma devo ugualmente fare la domanda, di fronte ad una situazione così evidente, perché un comune non può intervenire anche motu proprio? Cioè ci sono delle erbacce, chi se ne frega se la responsabilità è della soprintendenza? Le tolgo, questo verrebbe, come dire, automaticamente. Perché non è possibile? Beh, a parte le procedure che ti legano e quindi ci sono responsabilità, competenze, eccetera. Ma guardi, in una situazione del genere, sai cosa farei io? Mi prenderei con un decespugliatore, io e i miei assessori, e vado lì e puliamo l'erba. Dopo vediamo la sovrintendenza cosa ci dice, ci denuncia, ci fa la ramanzina, ci fa... allora, in questi casi secondo me bisogna ragionare per obiettivi. Non si riesce a risolvere una cosa, mi metto io in prima persona e lo faccio. Do il consiglio magari a Roberto, magari ci mettiamo d'accordo, vengo anch'io da Muggia munito di decespugliatore, a spese mie ovviamente, non quello del comune, e andiamo a tagliare le erbacce al Teatro Romano, così finalmente raggiungiamo l'obiettivo. Facciamo questa proposta e la portiamo avanti, vediamo cosa viene fuori. Non sto scherzando, cioè veramente. No, ma so che in questi casi bisogna anche agire così, no? Far vedere anche, no, da una parte l'inefficienza di certe istituzioni, e quindi dimostrare che si può fare con un po' di buona volontà. Una curiosità mia, insomma. Sì. Allora, abbiamo già parecchie mail e anche una telefonata, quindi devo assumere il ruolo da vigile. Sentiamo la prima telefonata. Buongiorno. Buongiorno dottor Bosazzi, a lei e al suo ospite. Buongiorno. Sono il solito signor Predaz. Ok. Niente, le volevo dire questo, io ho letto il Corriere della Sera ieri, e anche in particolare dell'editoriale di Rampini, in quanto che questo incontro di Trump in Cina con Xi Jinping, e questa nella, diciamo, speriamo di poter appianare questo conflitto che c'è tra l'Iran, eccetera. Ma io volevo dire, invece, per quanto riguarda, che pure Rampini è un colosso dell'editoria, eccetera, non vedo un clima di guerra fredda, eccezione fatta per la questione di Taiwan, cui ci tiene tanto la Cina. Ecco, perché vedo questo, insomma, in linea anche peraltro con Rampini, vedo che l'America, con la Cina, ha un forte legame del commercio, eccetera.
e vedo anche che più che essere, secondo me, partnership, poi la Cina ha una continua fucina di produzioni varie, ma è un colosso in questo campo. Ma vedo che più che sia il partnership, secondo me è l'America il partnership della Cina e non viceversa. Ok, adesso questo mio contributo, non so se... Ok, adesso riflettiamo giusto un attimo. Grazie. Ma i rapporti tra Cina e Stati Uniti sono legatissimi in realtà dal punto di vista commerciale, dal punto di vista della detenzione del debito pubblico della Cina, no? del debito pubblico americano, perché la Cina ha in pancia una enormità di titoli di Stato americani. E per cui è ovvio che da questo punto di vista l'economia viene prima e il rapporto è in questo momento indissolubile. Poi non parlerei di guerra fredda, però c'è un legame veramente molto stretto. In questo contesto dove da una parte gli Stati Uniti che sembra ci stiano abbandonando, ma non la vedo così tragica e non la vedo anche un'ipotesi no, al di là dei proclami di Trump, no, dall'altra parte c'è una Russia che sicuramente amico non è, anzi è piena di sanzioni, c'è un'Europa, e su questo sono d'accordo, l'unica cosa sulla quale sono d'accordo con Draghi, l'Europa è isolata no? E quindi c'è questo pericolo di isolamento. Però d'altra parte questo è il risultato di una politica di globalizzazione negli ultimi decenni che ha portato a questi disastri. Cioè nel momento in cui dovevamo portare avanti politiche legate allo sviluppo dei nostri stati, anche dell'Europa stessa, no? Ma non in un'ottica di globalizzazione e di svendita di tutta la nostra tecnologia, questo ha fatto della Cina ovviamente una delle prime, se non la prima ormai potenza mondiale, ma abbiamo svenduto tutto quello che è la nostra conoscenza e il know-how e adesso questo ci torna indietro in maniera drammatica. Su Taiwan volevo soltanto dire che questo è effettivamente anche per me è una grande preoccupazione, perché la Cina non ha mai smesso di dire che prima o poi Taiwan ce la prendiamo. Questo alla fine determinerebbe una crisi mondiale che quello dell'Iran è una bazzeccola in confronto. Allora, abbiamo questa mail, ci dà agio poi di parlare anche di un altro argomento che è venuto fuori in questi giorni. Perché non si riesce a mettere una copertura anche temporanea alla fermata del Delfino Verde a Muggia e a Trieste per offrire protezioni dal caldo estivo ai passeggeri? Ma guardi, su questo, allora, il Delfino Verde, parlando dal lato Muggia, effettivamente non c'è nessun riparo, gli orari vedo che sono precisi comunque, no? Quindi il Delfino rispetta perfettamente gli orari, non ci sono ritardi dovuti al traffico, ma io dico anche che in prospettiva, siccome una delle questioni che voglio portare avanti è il fatto che il Delfino Verde non deve attraccare lì, perché quella è un punto d'arrivo che non ha senso dal punto di vista logistico, perché il vero punto d'approdo del Delfino e di partenza è in realtà Caliterna, con il suo molo che è stato costruito in maniera errata sia dal punto di vista dell'inclinazione ma anche per quanto riguarda i fondali. Però è possibile sistemarlo semplicemente aggiungendo un pontone a T e far attraccare il Delfino Verde. Perché è necessario lì? Perché quello è il punto è un hub, è un centro intermodale, quello di Caliterna, dove attracco del Delfino, automobili e biciclette possono avere il loro punto di scambio. Per cui pensare adesso a una copertura lì sul molo cosiddetto delle illusioni, non vengono fuori questi nomi, no? A Muggia, che li sto soltanto mutuando, però la destinazione secondo me bisogna lavorare in maniera molto più seria e far spostare il Delfino Verde a Caliterna. Io spero, non voglio anticipare e spoilerare troppo, ma spero che con o i soldi dell'avanzo, comunque una concertazione con la Regione, si riesca ad arrivare entro magari un anno e mezzo, 2, a far approdare il Delfino Verde a Caliterna, per cui si risolverebbe già, perché in quel caso c'è già una struttura che è già adibita a sala d'aspetto, anche se vogliamo, che è quella dell'Infopoint, dell'ex Infopoint, e per cui si potrebbe utilizzare quello. Per Trieste ovviamente bisogna parlare anche con Trieste. Su questo mi attacco a questo.
brutto verbo ma non me ne viene in mente, devo andare in ferie, abbiate pazienza se sono un po' così, mi collego a questo. Così affrontiamo anche il discorso collegamenti, questa polemica sull'allungamento fino a Barcola, cos'è, della 20 o della 20? La 20. Ma guardi, è una questione che è stata dibattuta già in Consiglio Comunale, mi sono confrontato anche con Trieste Trasporti. Allora, se si vogliono fare le battaglie preelettorali su una questione che poi, tra l'altro, bisogna vedere se mette d'accordo tutti i cittadini, perché ci sono esigenze che posso condividere per quanto riguarda la persona anziana che ha l'abitudine di andare in Piazza Libertà a prendere la 20, quindi sedersi e poter arrivare a Muggia già da seduta. Quanti casi ci saranno non lo so. Ci sono le esigenze di chi da Muggia, e sono reali, perché parlo di mia figlia ha 15 anni e dice: papà, ho detto, ma cosa pensi di questa iniziativa? Papà, secondo me è una cavolata, perché io ho tanti amici a Trieste e tante volte vengono a Muggia, ma tante volte andiamo noi a Barcola, quindi prendere la 20 a Muggia e arrivare senza scendere, salire, aspettare altri autobus e arrivare fino a Barcola, per noi di Muggia, per noi ragazzi di Muggia, è una cosa bella, e non è solo lei, ce ne sono tanti che prendono, ho detto quanti, ma sono tanti che prendono l'autobus, la 20 e vanno fino a Barcola. Allora, vogliamo togliere, mettiamo anche questo aspetto, vogliamo segregare i ragazzi di Muggia al Molo T e non farli, e metterli più difficoltà per andare a Barcola, se disgraziatamente per loro hanno amici a Trieste? Primo, quindi vediamo di contemperare, perché questa raccolta firme lascia il tempo che trova, firmeranno 100, 200, 500 persone su 12.700 abitanti, a fronte di chi? Ma non è un sondaggio, vuoi tu che la 20 arriva fino, e quelli che invece hanno piacere di andare fino a Barcola non possono firmare, se non firmano non è che non dicono nulla, non possono firmare. Quindi è un'iniziativa estemporanea dove secondo me ci si può anche confrontare con Trieste Trasporti, ma dico solo, non è detto, anzi, e non è così, che facendo andare la 20 fino a Barcola bisogna aspettare di più la 20, perché basta mettere qualche vettura in più, è una delle linee, forse la linea più importante di Trieste Trasporti, quindi metti 3-4 vetture in più e il tempo di percorrenza e il tempo di attesa è uguale. Non cambia nulla. Poi, ultimo non ultimo, anche quelli di Borgo San Sergio sono di Trieste, però dicono sono fruitori della 20. Quelli di Valmaura dicono magari ci è comodo andare a Barcola, per cui non vedo queste cose, la raccolta firme è come se la linea 20 fosse una proprietà di Muggia. È bene che Muggia abbia un servizio mantenuto, se non migliorato, e in effetti qua c'è anche da sottolineare che Trieste Trasporti ha messo in campo negli ultimi anni 70.000 km in più per Muggia. No? Poi c'è un'altra questione di Bussani che anche lì fa sorridere, perché l'ho sentito, dice da una parte ho visto in altri paesi che il trasporto gratuito il trasporto pubblico è gratuito, bene, i soldi dove li metti? Da dove li prendi? Dall'altra parte aumentare, giustamente, magari perché fa il sindacalista e dice aumentiamo anche le paghe per gli autisti, facciamoli lavorare di meno, tutti i costi in più per Trieste Trasporti, e poi uno deve vedere col bilancio come la mettiamo, perché è tutto bello, come si diceva le vecchie Miss Italia di una volta, voglio l'amore e la pace nel mondo. Però voglio dire, è facile dirlo così, ma devi avere la responsabilità da amministratore, e in questo caso mi stupisco veramente di come Bussani possa uscire con cose che hanno veramente sapore di pre-campagna elettorale. Insomma. Bisogna far quadrare i conti di bilancio e cercare di dare lo stesso servizio alla gente. Questa è la difficoltà. Ma ripeto, non è una battaglia che faccio io per mantenere la 20 a Barcola, che sia chiaro, è una questione che va soppesata, va approfondita anche con Trieste Trasporti, ma mi sembra dai riscontri di Trieste Trasporti che le cose vadano bene, il servizio è mantenuto a Muggia, si ha un servizio in più per quanto riguarda chi vuole da Trieste o da Muggia andare fino a Barcola, per cui non vedo veramente quali siano, anzi, se questi sono i problemi di Muggia vuol dire che non hanno tanti argomenti da mettere in campo. Allora, sentiamo la prossima telefonata, buongiorno.
Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno signori, buongiorno ai triestini friulani. Avete aperto bene, praticamente i sindaci vanno e sforzano diciamo, il potere dei giudici. I sindaci di Trieste oggi vanno a Muggia, domani quelli di Muggia vanno a Gorizia con quelli di Trieste e così vanno nei paesi a fare qualcosa di buono, quindi contrario a quelli dei giudici. Il sceriffo Gentilini non ci ha insegnato niente, che lui rasentava il lecito e l'illecito, se ne fregava di tutto e di più e anche dei giudici, non ha avuto nessun coso. E allora quando si fa pecora, uno si fa pecora, i lupi la mangiano. L'Electrolux, perché il governo non accetta di sobbarcarsi tutto il discorso dell'Electrolux? Lo pagherebbe con le bonusite degli operai e con la cassa integrazione che non deve versare. Quindi non so il perché si gira e si rigira sempre il problema. Non lo so, spiegatemi per favore perché e perché per come. Ok, cerchiamo di dare un senso. Io non lo trovo, Umberto, non so se me lo dici tu, ma io non lo senso a ciò che senso non ha. Credo che si riferisse a quello di cui discutevamo all'inizio, appunto. Sui sindaci che vanno oltre il potere dei giudici, diciamo così. Sì, questo non ho capito. Vabbè, se questo è rasentare l'illegalità, ho detto io sono disposto ad affrontare questo, ad arrivare fino al confine e rendere pulito il teatro romano. Se questo era il concetto. Allora, abbiamo un paio di domande che riguardano molto specificatamente Muggia. Dunque, è recente la notizia di un progetto di recupero della caserma di Banne. Per motivi professionali chi scrive ha avuto accesso all'interno una ventina d'anni fa, trovando una struttura in discrete condizioni, mentre ora non è più così, figuriamoci, basta guardare con Google Earth. Perché in Italia simili progetti partono sempre in grosso ritardo, aumentando costi e sprechi? Anche a Muggia, con l'ex bagno della polizia, credo si possa fare qualche cosa. Certo, allora il problema degli immobili dismessi, che siano demaniali o statali, è un vero problema, perché poi tra l'altro in Friuli Venezia Giulia abbiamo un numero enorme di caserme, perché avevamo praticamente un terzo dell'esercito italiano distanziato da queste parti per via della guerra fredda, no? E quindi sono rimaste tantissime strutture inutilizzate. Per quanto ci riguarda, come comune stiamo cercando di recuperare quelli che sono immobili dismessi, infatti stanno andando all'asta con riduzioni man mano proprio per rendere appetibili l'investimento, perché da una parte non dico che fai un po' di cassa, ma anche quello non fa male, però soprattutto riprendi e ridai decoro a delle zone che in questo momento sono abbandonate, magari ricettacolo di ambienti poco, no? Un po' loschi, no? Con intrusioni da parte di tossici o di altre persone, e quindi su quello vanno assolutamente recuperati. Bagno della polizia è una questione sulla quale mi sto un po' arrabbiando, perché è da tempo che ho un'interlocuzione con quelli che sono i proprietari del bagno della polizia, che è un ente pubblico che sta a Roma, che dovrebbe avere in pancia questo bene come garanzia per le pensioni dei poliziotti. Adesso mi domando quale garanzia ci possa essere con un bene ormai in disuso che non vale più nulla, laddove dall'altra parte ci sono imprenditori che sono interessati all'acquisizione. Io li ho messi insieme perché ho detto facciamo una manifestazione di interessi, gliela mandiamo giù a Roma. A Roma mi hanno detto sì, Ponti d'Oro faremo, beata l'ora se c'è qualcuno che vuole investire. Non hanno mai risposto. Allora, o mi prendo, anche lì, vado giù a Roma, mi metto là, mi incateno davanti alla sede di questo ente, no? e dico ascoltiamo le persone che vogliono fare investimenti, o se no veramente, ma questa è una cosa che non mollo ovviamente, quindi
prima o poi la riprenderò con forza, che purtroppo ci sono tante cose da fare. Questa non l'ho messa in disparte, però con la prima occasione riprendo a battagliare, perché è anche un'assurdità, perché andrebbe bene anche a loro di avere un bene che viene ricondotto, che viene rivalorizzato e che quindi darebbe più garanzia anche alle finalità per cui è preposto l'ente stesso. Che poi anche, vedo qui dalle foto, è anche, insomma, è una zona bellissima, assolutamente enorme. Addirittura, adesso bella. Non vorrei dire, sembra addirittura quelle ville hollywoodiane che si vedono. Sì, ma se si guarda una foto che gira su Facebook, ecco, no? Di quello che era una volta, è splendido, una cosa veramente splendida. Allora, c'è un'altra telefonata, sentiamo, buongiorno. Chi è? Oddio, pronto? Messaggi dallo spazio. Prego, sì, sembrava sott'acqua. Buongiorno. 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 Per cortesia, sindaco, buongiorno. Volevo chiedere, ma lei non la sarà, siccome parlavi dell'autobus prima, adesso che doveva spostare il mercatino la Zoo, la Muggia, non c'è nessuna corriera per chi che non può camminare che te li porti a Muggia o che te porti là. Sì. Lei è in grado a chi bisognasse rivolgersi? Sì, allora la questione non è tanto per quanto riguarda lo spostamento dal mercato, adesso che in Alto Adriatico avrebbero dovuto spostare per via dei lavori sul Fognan, dei cantieri, per cui non c'era alternativa o non farlo o trovare un altro spazio che non c'è, purtroppo a Muggia c'è la carenza enorme di spazi e adesso la destinazione è lì. Da una parte c'è il vantaggio di chi si sposta in auto e quindi può arrivare agevolmente là, però effettivamente c'è un problema per chi magari ha difficoltà deambulatorie, ha difficoltà a camminare e quindi raggiungerlo, anche se sono 400 metri dal centro, però per certe persone possono essere tanti. Le alternative in questo momento le stiamo studiando, ma non sono facili, perché per quanto riguarda lo spostamento dal centro di Muggia al piazzale Alto Adriatico ci vorrebbe un bus navetta che però ci siamo informati ha dei costi veramente proibitivi. Non abbiamo mollato su questo, anche perché sarebbe da fare un servizio soltanto una volta alla settimana e per mezza giornata, per cui stiamo vedendo le varie possibilità, ma non è facile, dico sinceramente, non è facile perché ha veramente costi veramente molto elevati. Come si svolgerà il traffico dei numerosi camion che sosterranno nel piazzale in costruzione davanti alla Barilla per non congestionare il normale traffico Muggia-Trieste? Allora, la questione è complessa, cerco di essere sintetico, nasce da un accordo, quell'area lì nasce da un accordo con Comune di Muggia e Autorità Portuale, dove si specifica che una zona sarà destinata, di quell'enorme complesso, di quell'enorme terreno, sarà destinata a parcheggio camion, ma che non dovranno avere natura retroportuale, per cui non dovranno essere i camion che dal porto arrivano lì, perché questo avrebbe un flusso che poi tra l'altro non possono nemmeno passare per Aquilinea già da ora, quindi su questo la questione è chiara e nitida. Ma saranno a servizio delle imprese, delle aziende che si insediano in quel territorio, di quelle che sono già insediate o quelle che si andranno a insediare nel momento in cui si amplia la zona di insediamento. Non vedo in questa condizione congestionamenti per quanto riguarda il traffico. Stiamo tra l'altro studiando anche con Autorità Portuale una rivoluzione per quanto riguarda anche la viabilità, per quanto riguarda l'accesso di Muggia. Muggia ha soltanto in questo momento pochissime vie d'accesso, perché se pensiamo alla provinciale 14, che è quella che a senso unico viene giù da Aquilinea, a Via delle Saline, dove c'è appunto l'insediamento di questa zona industriale artigianale, che ripeto è stata dovuta tombare perché l'inquinamento era talmente alto con fuoriuscite di idrocarburi e di diossine
che solo con il tombamento si è riuscito a contenere, a mettere un tappo per la fuoriuscita di queste sostanze dovute a anni e anni, decenni di deterioramento e di utilizzo di quelle zone di Muggia come discarica di Trieste, come discarica dell'Aquila, dell'Italsider, eccetera, eccetera. Quindi attenzione all'ambiente, se parliamo di quello, Muggia è stata devastata. E quindi non vedo congestionamenti futuri grossi per quanto riguarda questa tipologia di insediamento di camion. Staremo a vedere, monitoreremo comunque la situazione. Le vie d'accesso per Muggia sono appunto la provinciale 14, strada di Saline e anche strada di Farnei, non ce ne sono altre purtroppo perché la conformazione orografica di Muggia è particolarmente difficile, però insomma monitoriamo e sicuramente l'accordo ci fa forti, l'accordo che con l'autorità portuale, che non devono essere camion che vengono da zone portuali. Abbiamo ancora una sollecitazione e poi dopo andiamo in pubblicità che riguarda quello di cui stiamo discutendo. Dice: si può sistemare la recinzione del cantiere San Rocco, soprattutto nell'ultima parte verso il centro, si parla proprio dell'entrata a Muggia ma proprio dell'entrata in città, diciamo, perché la rete è da tempo strappata e non è un bel vedere. Oggi mi toccano su punti sensibili. Allora, io sto facendo uno sforzo enorme, se pensiamo a partire dalla rotatoria sull'Ospo che abbiamo messo bene, abbiamo dato in sponsorizzazione per la sistemazione del verde, quindi è sempre ordinata, anzi stiamo lavorando per mettere qualcosa in più, ma anche lì ci sono questioni legate all'EDR, al regolamento dei FVG strade che impedisce di mettere manufatti che impediscono la visibilità dei veicoli. Guarda, è una cosa mostruosa. Quando la racconterò veramente c'è da mettersi le mani nei capelli, ma ci arriveremo. Poi la piantumazione di oleandri lungo il percorso su via Trieste, quelle bellissimo murales che abbiamo fatto di un centinaio di metri, che non so se sei venuto a vederlo dal vivo, ma è una cosa che proprio sul lato del cantiere San Rocco è una cosa stupenda, forse sì, che ripercorre la storia di Muggia. Quando vai in ferie la prossima settimana vai a vederlo. Sono più tranquilli. L'area servizi che abbiamo messo a posto dall'altra parte con piantumazione di altri piani, stiamo mettendo a posto metro per metro l'ingresso di Muggia, per decoro, per i muggesani, anche per i turisti, come dice Bussani che io penso solo ai turisti, io penso prima ai muggesani e dopo ai turisti, e poi alla fine arrivi a quell'obbrobrio che sono delle reti, dei cantieri che sono lì, sui quali sto lottando da tempo, non mi stanno ascoltando, li ho detto più volte, li ho anche chiamati per mettere a posto, e quindi sto aspettando che la cosa, questo è un messaggio non mafioso, ma è un messaggio diretto a chi di dovere per sistemare quella zona lì, che è una delle ultime zone da sistemare. Poi c'è l'Hotel Lido che hanno rimesso a posto, c'è tutta una serie per cui oggi l'ingresso a Muggia comincia a essere bello. Non so se ti ricordi quella vecchia cabina dell'elettricità che c'è, con quella specie di pulcino enorme che imperversava da decenni, dava fastidio ogni giorno a vederlo. Oggi entrare a Muggia comincia a essere piacevole e quindi voglio che quelle ultime zone siano sistemate per il decoro e per il bene degli abitanti e anche dei turisti. Allora andiamo in pubblicità, poi torniamo con altre sollecitazioni e con le vostre telefonate. Allora, sempre in compagnia del sindaco di Muggia Paolo Polidori, c'è una mail di Claudio Visentini che mi dà il destro anche per uscire un attimo da Muggia, poi logicamente ci torniamo. Dice Visentini, Fedriga è uno dei governatori più apprezzati nella classifica, anzi è il governatore più apprezzato. E tira ancora in ballo il terzo mandato. Allora, su questo volevo chiederle appunto un'opinione sul terzo mandato, ma poi anche come la Lega va al congresso, perché domenica, se non mi sbaglio, c'è un congresso. Sabato? Ah, domani, sì, giusto. Un congresso che si annuncia all'insegna del rinnovamento, insomma, come... Sì. Posto che da
da segretario uscente posso fare alcune considerazioni magari un po' più libere, perché sono come visione e non come dal punto di vista decisionale, insomma, posto il fatto che questa del terzo mandato è una questione che non va a un livello superiore a quello del provinciale, ovviamente va sul tavolo nazionale. Io penso che sia sacrosanto che una persona come Massimiliano Fedriga, che è stimato e sta facendo un lavoro eccezionale come Presidente della Regione, tanto è vero che ha questo riscontro eccezionale come gradimento, non possa poi andare a un terzo mandato, fare almeno altri 5 anni, perché dove sta scritto che deve essere soltanto il terzo mandato? Queste sono questioni che nascono con la Prima Repubblica, dove c'era una specie di spartizione del potere, c'era il fatto che il famoso pentapartito era ancorato su posizioni di potere, e quindi il fatto di mantenere questo potere per troppo tempo comportava anche degli effetti molto negativi. Questo è passato, è finito. Cioè, ad oggi abbiamo una persona come Fedriga che può essere valorizzata e può valorizzare, può portare avanti anche tutti gli impegni che ha preso in Regione per altri almeno 5 anni, e questo gli viene negato da leggi normative e così via. Per cui la questione ovviamente che adesso è sul tavolo nazionale con la legge elettorale, speriamo che vada a buon fine, se c'è anche una minima speranza dobbiamo giocarcela fino in fondo, e quindi da questo punto di vista non ci dovrebbe essere nessun dubbio da parte di alcuno, no, che il terzo, poi non so perché alcuni partiti si fissano sul fatto che no, bisogna fare 2 mandati, con 2 mandati riesci a fare un ottimo lavoro, perché hai un lasso di tempo di 10 anni che è già abbastanza sufficiente, ma se ci sono persone valide, perché poi doverle mettere da altre parti o farle tornare al loro lavoro perché non si sa perché sono retaggi di 40 anni fa, di come era la politica 40 anni fa. Molte volte si guarda anche ad altri paesi, soprattutto per quanto riguarda i sindaci, per esempio in Francia ci sono casi di città che sono governate dallo stesso sindaco per anche 30 anni, 40 anni addirittura. Non so, io non riesco a formarmi un'idea, ma questo è un problema mio. Secondo me questa mentalità che chi sta troppo tempo in una posizione di potere, poi qualcuno dovrebbe spiegarmi i magistrati perché che sono al massimo del potere, stanno per Costituzione, non possono essere spostati, dove questori, prefetti, tutti sono spostati, anche ufficiali di carabinieri, tutti vengono spostati, i magistrati sono gli unici che restano ancorati e fissi e hanno il potere più grande in assoluto. Ma questo è uno spunto di riflessione e mi fermo qui, magari c'ho già il fascicolo che si apre su di me, insomma. E per quanto riguarda invece il congresso della Lega di domani? Per quanto riguarda il congresso della Lega, domani avremo un congresso, io penso e spero, anzi credo fermamente che sarà molto positivo e propositivo. Ci saranno 2 candidati come Ivo Garbassi e Pamela Rabaccio, che sono 2 persone che stimo assolutamente, una tra l'altro è mio vice segretario, per cui l'ho nominata anche proprio per le capacità che ha e per la fiducia che ripongo in lei. Dall'altra parte Ivo Garbassi, che è una persona, è ancora giovane nonostante tanti anni di militanza, è consigliere comunale, quindi ha una grande esperienza fattasi anche in consiglio regionale, per cui sono 2 persone estremamente valide, sulle quali io dico già da subito non saprei quale scegliere, per cui anche in una ottica diciamo super partes da segretario uscente, no, questo sarà quello che dirò anche domani nel discorso di uscita. Per cui massima attenzione ovviamente su queste 2 persone da parte dei militanti, quindi la scelta libera e tranquilla e serena. Da parte mia il fatto che non mi sono ricandidato deriva dal fatto che mi sono reso conto ora più che mai da sindaco, cioè, nonostante tanti anni di esperienza comunque in Lega e in politica, che sono 2 ruoli che non sono compatibili, almeno per la mia visione. Da una parte il ruolo istituzionale del sindaco, che deve avere anche non dico distacco dalla politica, perché l'impronta politica ci deve essere comunque, però fare il servizio, essere al servizio di tutti i cittadini. Se mi ferma una persona di sinistra, una persona di destra, una persona indifferente, io non guardo il colore politico, ma guardo ad altre cose. Dall'altra parte la figura di segretario, e la vedo
sono stato nei periodi anche molto sanguigno, no? Su certe iniziative e quello sarebbe quello che mi caratterizzerebbe da segretario. Non l'ho potuto fare perché tra le due ho scelto il ruolo istituzionale, che è quello diciamo che mi è stato dato, conferito dagli elettori, e per cui questa difficoltà a mettermi dentro due ruoli completamente diversi è la ragione principale per la quale ho fatto questa scelta, oltre al fatto che l'impegno del segretario nel prossimo anno sarà un impegno enorme, perché con tutte le elezioni che ci sono, il Comune di Trieste, il Comune di Muggia, le province, forse la Regione, il Governo, sarà una cosa che metterà a ferro e fuoco ovviamente l'impegno le ore a disposizione del futuro segretario. Per cui ovviamente l'auspicio è quello che, no, di mettersi, tra l'altro, ecco, ho detto l'ultimo diktat che metto come segretario uscente è che ogni militante, a prescindere da chi vincerà, dovrà mettersi a disposizione al 100% del nuovo segretario. Questo a prescindere da chi sia l'uno o l'altra, non fa differenza, ma questo deve essere il diktat che pongo e il futuro della Lega Trieste, che deve mettersi a lavorare a prescindere col nuovo segretario. Lei si ricandida? Dove? A Muggia. Ah, ma Muggia. Ma allora, io ho sempre detto che no, a suo tempo poi le cose sono anche un po' cambiate, perché c'era qualcuno che mi ha detto ma Trieste cosa pensi? Sono tanti che mi chiedono ancora di Trieste. Io ho detto Trieste, Muggia è la terza ipotesi, che è quella di tornare in azienda, ma di prendermi un camper e di andare in giro per il mondo, che non sarebbe neanche una brutta ipotesi. Però ecco, per Muggia mi trovo benissimo, ho una bella squadra di collaboratori, sia per quanto riguarda i dipendenti, anche per quanto riguarda gli assessori, mi trovo benissimo, abbiamo impostato tantissimi lavori. Qui mi torna un'altra considerazione che ha fatto Bussani ieri, no? Che dice che io non prendo fondi e che ho chiuso praticamente l'ufficio relativo agli affari europei, no? Quindi, perché ho detto che i fondi li ho trovati dalla Regione. È anche vero, ma è anche vero che in questo momento gli uffici mi hanno chiesto in ginocchio quasi di non portare più soldi a Muggia, perché non riescono poi a gestire gli innumerevoli lavori che abbiamo in piedi. Per cui questa è anche la risposta a Bussani: non mancano risorse a Muggia, abbiamo soltanto il problema di incanalarle, di portarle a termine, e questo è anche uno stimolo per il mio impegno futuro da eventuale sindaco di Muggia nei prossimi 5 anni. Un'ultima domanda su questo, poi torniamo alle mail. Secondo lei come si arriverà alla definizione del candidato per quanto riguarda Trieste a sindaco? Allora, le modalità possono essere tante. La più probabile è quella di arrivare all'ultimo mese e scegliere il candidato. Dipende molto, perché è una specie di gioco a domino, no? E per cui ovviamente parte dal tavolo nazionale. Mettiamo l'ipotesi, terzo mandato di Federica con la legge elettorale, quella casella c'è già e quindi la regione è a posto, e quindi di conseguenza si devono vedere anche gli equilibri a livello di rappresentanza e rappresentatività dei partiti. E quindi le variabili in gioco sono ancora tante, le incognite sono ancora tante. Per quanto riguarda il centrodestra, ovviamente la questione è relativa al fatto che bisogna scegliere una persona capace, perché Trieste non è una città qualsiasi, perché è il capoluogo regionale, è una delle città che hanno enormi potenzialità di sviluppo. Bisogna mettere a posto, questo lo dico, la macchina comunale, perché il prossimo lavoro del sindaco sarà quello di mettere a punto veramente tutti gli ingranaggi interni, e qui non dico altro, non faccio altre considerazioni, ma questo sarà uno dei più grossi lavori del prossimo sindaco. E ovviamente io spero che il centrodestra ovviamente sia rappresentato da una persona veramente capace. La casella in questo momento è assolutamente vuota, ma ripeto, perché le variabili sono talmente tante che non si può dire nulla di più. Siamo alla prossima telefonata, buongiorno. No. Prego. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Sì, volevo andare fuori un po' dal discorso, volevo sapere cosa ne pensa il sindaco Polidori sulla questione triestina, che non si parla niente,
si parla solo del basket e fanno volantini, per la Triestina non ha fatto niente nessuno. Grazie, buongiorno. Ok, argomento molto delicato, nel senso che si sta lavorando, la Triestina, allora la proprietà sta lavorando, ci sono bastonate da tutte le parti per via delle inchieste giudiziarie, no, che hanno rallentato sicuramente tutta l'azione della Triestina, inchieste giudiziarie che sono rivolte essenzialmente per la gestione precedente. Dopodiché ci sono anche delle persone che devono chiarire anche certe posizioni, ma insomma le indagini spero che vadano avanti, ma dall'altra parte non dovrebbero ingessare l'operato. Purtroppo così è. La Triestina si trova in una situazione dove a breve ci saranno delle novità, io spero anche molto ma molto positive, soprattutto per la governance, soprattutto per la parte gestionale. E ovviamente non voglio dire altro, ma io sto seguendo perché mi sto rapportando anche per la questione del centro sportivo anche con la proprietà, e poi faremo anche un passaggio anche su quello. C'è una questione molto ma molto importante sul dove giocherà la Triestina il prossimo anno, perché c'è il Rocco e la richiesta del comune è molto alta. E quindi bisogna lavorarci per trovare una soluzione che possa in primis e in via prioritaria far giocare la Triestina a Rocco. Si sta parlando di ipotesi grezza, ma io sinceramente la vedo anche lì molto complicata, però se la Triestina non gioca a Rocco o non gioca a Grezza, dove gioca? Ci sono altri campi, ma non a Trieste a questo punto, bisogna andare però a questo punto io dico, cerchiamo tutti quanti, anche le istituzioni, di far quadrato, perché la Triestina è un patrimonio di Trieste. Al di là del fatto che si può essere tifosi, al di là del fatto che la Triestina sia in Serie D il prossimo anno, la Triestina è un patrimonio di Trieste. Ci sono degli imprenditori che stanno lavorando e hanno messo ad oggi questa nuova gestione 12 milioni, e stanno ancora cercando di recuperare su quello che è stato il disastro della precedente amministrazione, però bisogna mettersi tutti a lavorare per trovare la soluzione, perché ci si può permettere che la Triestina rischi addirittura di non partecipare al prossimo campionato se non trova un campo dove giocare? Questo è un punto essenziale, cioè non si può prescindere dal fatto di avere un campo, uno stadio di riferimento, perché se no non fai il campionato. Allora, che tutti quanti vadano oltre quella che è la situazione di sospetto, ma non si fanno vivi, non si fanno vedere, è vero, e infatti ho detto anche, vi fate vedere poco, non comunicate, ma noi stiamo lavorando, stiamo lavorando, sì, ma dovete dare risposte, perché le persone si aspettano, i tifosi, ma non solo, anche la città si aspetta delle risposte. Io spero che tutto questo riesca a confluire entro breve, entro un paio di settimane, verso un punto veramente positivo, ma da quel momento in poi bisogna lavorare insieme con le istituzioni per riuscire a dare dignità alla Triestina e poi poter mettere nelle condizioni la proprietà di poter gestire e di poter programmare e progettare la prossima stagione e anche quelle successive, perché ovviamente non è che ci si fermerà la Serie D. In questo contesto, e chiudo, va anche il discorso del centro sportivo, dove purtroppo in questo momento è fermo. Noi abbiamo il contributo da parte della Regione di 6,5 milioni che non può essere lì in eterno, ma deve esserci una risposta da parte della proprietà che ha tutte queste questioni a monte, e non ultima il fatto del centro sportivo. Gli ho detto almeno presentate un progetto e dopo alla fine pian pianino poi si troveranno anche il cronoprogramma e la tempistica per poter mettere in lavoro e poi portare a risultato anche il progetto del centro sportivo, che è fondamentale per la crescita anche della squadra, perché facendo un centro sportivo e dando valore a quelli che sono i giovani che devono essere del nostro territorio, perché essendo opera pubblica anche noi ci mettiamo le nostre condizioni, e una di quelle è di valorizzare il patrimonio dei giovani del nostro territorio. Quindi questo vuol dire
meno stranieri e più ragazzi di Trieste e di tutta la Venezia Giulia, se vogliamo. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. La redazione è al gentile. Allora, prima di tutto speriamo che non debba andare in giro in camper una persona che ha fatto tanto e che si dà tanto da fare, anche perché avrebbe un grosso problema, secondo me, che nella sua Muggia non c'è posto per andare in camper. No, adesso poi risponderò. Grazie comunque. No, allora, se la sua risposta è che la li vuol mettere al Molio Balotta sotto l'autostrada che cammina come via von Bruck, vi dico che non è dignitoso per una città come Muggia. Ecco, perché la via basta che la vada a vedere, ecco, se i camperisti non si zingari e non si vagabondi. Ecco, la prima cosa, e che lo dico con tanto affetto perché vedo che è una persona che si dà tanto da fare. L'altra cosa, la prego, signor Sindaco, la prego perché lei è un padre di famiglia, non la stia a definire mai più degli esseri umani fetti. Perché, ecco, purtroppo Scusi, non no, era feccia, neanche i nazisti non era feccia. Definire? Non capisco, scusi. Feccia, lei l'ha capito, ma la minoranza che si feccia, ecco, neanche i nazisti era feccia, ecco, esseri umani, tutti, la mi scusi con tutto rispetto, grazie. Sì, allora, parlando dell'aggettivo feccia, ovviamente non faccio riferimento ai giovani, faccio riferimento a quelle persone che commettono crimini, fanno aggressioni, fanno ogni sorta di reati, fanno risse, non ho altro termine per definire feccia una persona che si comporta in questo modo. Non è definire una categoria, non è definire un'etnia, non è quella di definire un gruppo di persone, è di definire soltanto quelle persone che commettono reati della peggior specie, no? Maltrattando le persone, bastonando i vecchietti, cioè, per me quella resta feccia, mi scusi, siamo in democrazia, quindi, ma secondo me andare anche a guardare il dizionario, la parola feccia vuol dire proprio persone di basso livello che si comportano in maniera assolutamente vergognosa nei confronti del resto della popolazione. Questo è un termine, no, italiano. Per quanto riguarda Molo Balotta, poi ci sono diversità di vedute. Sicuramente Molo Balotta non è come il via von Bruck, per carità. È vero che c'è la rampa della viabilità, ma non è un'autostrada. Non è un'area che sta sotto la rampa, ma sta a lato della rampa e ha una vista totale sul mare. Per cui uno può dire è una zona bella e una zona brutta. Io parto dalla considerazione che in questo momento Molo Balotta è indegno dell'ingresso di Muggia, perché è una spianata di terra battuta che poi si riempie di buche, ogni volta che le copriamo poi passano camper, camion, macchine eccetera e fanno le buche continuamente. È una zona che potrebbe essere che deve essere valorizzata, e trovarsela adesso con, tra l'altro, un bagno chimico fucsia all'ingresso di Muggia, no? Ecco, cioè non è naif, quella è proprio la schifezza, no? Proprio fatta territorio. Fucsia. No? Fucsia. Almeno mettilo grigio, mettilo di sparte dietro un albero, no? Non marrone. Cioè uno arriva e dice che bella macchia fucsia che abbiamo, e dietro una distesa di sabbia indegna dell'ingresso di Muggia. Fare di quella zona una zona attrezzata a camper, con la cura del verde, con un ordine, no, per quanto riguarda il decoro, eccetera, eccetera, secondo me, che tra l'altro è una zona già da oggi apprezzata dai camperisti, quindi in quel caso sarebbe un'area assolutamente necessaria per la zona di Muggia, ma perché addirittura in tutta la zona fino all'Isontino non ci sono aree camper. Lasciamo perdere via von Bruck, no? Non ci sono aree camper attrezzate, per cui in una zona come quella che è strategica, perché sei all'ingresso della Parenzana per quanto riguarda il cicloturismo, all'ingresso di Muggia, per cui si sa che i camperisti sono ormai un target di turisti altospendenti, quindi avrebbero dei benefici anche tutti gli esercenti all'interno del nostro territorio, e valorizzeremo ancora di più Muggia. Quindi mettere una zona così che non sia, no, la devastazione alla Far West col bagno chimico fucsia, no? Perché per me, secondo me, no, rispondo al telespettatore, ma secondo me è una cosa assolutamente da fare, tanto è vero che abbiamo fatto già
un avviso pubblico, ci è stata data, abbiamo un gruppo imprenditoriale che è disponibile a fare l'investimento e quindi andiamo avanti, perché lì c'è un problema di concessioni con l'autorità portuale, con altre questioni, ma andiamo avanti su questo progetto. Poi spero che mi dia ragione, ci berremo un caffè, anzi le offrirò un caffè quando mi dirà che sarà un bel progetto alla fine. Ultima, sì, c'è una mail, dice cosa pensa il sindaco di Muggia e futuro di Trieste, dice questo, ecco. del fatto che sono state portate, credo, delle scolaresche in Piazza della Libertà. Adesso non so a che cosa però il telespettatore si riferisce. Posso supporre che qualcuno abbia portato delle scolaresche per far vedere Piazza della Libertà. Dipende eccetera. Con qualche spirito, se per vedere la statua di Elisabetta, purtroppo, che ormai in un contesto abbastanza degradato, sicuramente no. Se hanno portato le scolaresche per vedere quanto è bello l'accoglienza che portano avanti tutte queste associazioni, che lavano mani e piedi in centro cittadino, dove ci sono innumerevoli mondezzai, innumerevoli risse, innumerevoli situazioni di spaccio e di degrado in quella zona, per far rendere conto di quanto sia deleterio questo sistema di accoglienza, allora ci sta. Se fanno vedere poi quanto è bello è l'accoglienza tout court, ma in un sistema di accoglienza malato e che deriva dal business, non deriva dall'umana carità, allora sicuramente è un fattore negativo. Io le scolaresche le accolgo, e devo dire anche qui, apro una parentesi, ne accolgo parecchie, perché vengono e portate tra l'altro dal grande operato di Massimiliano Lacota dell'Unione degli Istriani, che mi porta scolaresche da tutta Italia per far conoscere la storia di Muggia, che è una storia particolarissima, all'interno già di quella storia particolare della Venezia Giulia del Novecento e del dopoguerra, dove pochi, anzi nessuno, sa che Muggia è stato l'ultimo comune della storia italiana ad aver perso del territorio, perché è stato addirittura nel 1954, nella fase della stipulazione del memorandum di Londra, dove Tito, per convincerlo a firmare, laddove si sarebbe data l'amministrazione fiduciaria d'Italia della zona A e l'amministrazione della zona B nella Jugoslavia, per farlo firmare, per convincerlo, lui ha detto beh, datemi ancora Punta Grossa e tutta la zona dei Monti di Muggia. Quindi quello è l'ultimo territorio italiano perso nella storia dell'Italia, quindi ben dopo il 47, ben dopo la perdita di Istria, Fiume, Dalmazia, eccetera, eccetera, alla conferenza di Parigi. Questo è stato quello che poi ha causato anche il famoso cosiddetto piccolo esodo delle 3.500 persone, che tante le quali si erano stanziate dopo il primo esodo proprio in quella zona di Ancarano, dei Monti Crevatini, Colombani, eccetera, eccetera, e hanno dovuto riprendere per stare in Italia armi e bagagli, le loro poche masserizie, per venire in Italia, nella Valle delle Noghere, dove c'era la Baraccopoli e il centro di accoglienza. Questa è una storia che i giovani non conoscono neanche i nostri giovani, immagino, ma che vengono da fuori e apprezzano veramente. Poi anche la distinzione tra quella che è la Muggia, anche dal punto di vista architettonico, quella che è Muggia e quella che è Trieste. Un confine che è stato un confine tra due imperi, non è un confine agricolo, e dove si sono svolte delle battaglie ferocissime come quelle delle Saline di Zaule. Mi fermo qui perché dopo su questo vado a divagare anche troppo. Allora, grazie al sindaco di Muggia Paolo Polidori per essere stato con noi, buon lavoro. Adesso andiamo in pubblicità, poi sarà con noi Barbara Chiarelli di Adesso Trieste. Grazie. Eccoci, allora, secondo, dov'è?
Eccoci qua, sì, secondo ospite di questa puntata di Trieste in direct, di Sveglia Trieste, chiedo scusa. Siamo in compagnia di Barbara Chiarelli, che è la portavoce di Adesso Trieste, grazie per essere tornata nei nostri studi, con la quale parleremo appunto di alcune questioni che ci derivano dall'attualità e anche da cose di questi giorni, insomma. Partiamo, se crede, dalle nuove tariffe Tari di Trieste. Ieri c'è stato un incontro con l'assessore Bertoli. Se vogliamo poi potremmo addirittura, visto che comunque di tariffe si parlerebbe comunque, anche allargare il discorso alla questione della distribuzione idrica, eccetera. Adesso Trieste ha una posizione critica per quanto riguarda questi argomenti. Certo, buongiorno innanzitutto a tutte le telespettatrici e telespettatori e grazie per l'invito. Beh, diciamo che le questioni legate alla diminuzione delle tariffe Tari le accoglieremmo con maggiore soddisfazione se fossero legate in qualche maniera ad una gestione anche diversa della differenziazione, ecco, della raccolta dei rifiuti, nel senso che significherebbe che le persone in qualche maniera riuscirebbero anche ad essere portate a conferire i rifiuti in modo più sostenibile. Ecco. Faccio riferimento per esempio a tutto il sistema di cassonetti intelligenti, che poteva essere una possibilità, no? per il Comune di Trieste, poi una progettualità che non è andata a buon fine, ovvero legare appunto il sistema dei cassonetti intelligenti ad una raccolta differenziata, per cui più differenzi, meno paghi. Quindi, come dire, non sarebbe una diminuzione tariffaria legata semplicemente appunto a questioni di gestione dell'azienda, ma sarebbe proprio legata ad un aumento della qualità, diciamo, del conferimento dei rifiuti. E quindi, come dire, quest'anno vediamo questa diminuzione, ma non è detto che questo possa verificarsi per esempio nei prossimi anni, e quindi questo, come dire, non è una risoluzione strutturale alla quale invece sarebbe bene puntare. Allora, c'è già una mail proprio su questo, che dice: secondo lei, riassumo un po', per quale ragione la nostra città non ha approfittato proprio della raccolta differenziata ed ancora arranca in una ipotetica classifica nazionale? Certo, è una questione legata sia alla gestione ovviamente del rifiuto in quanto tale, sia ovviamente alle caratteristiche che possono essere legate a come è strutturata la città. Quindi ci sono delle situazioni in cui magari è più semplice iniziare a programmare una raccolta porta a porta, no? Ovviamente che aiuta anche i cittadini poi e le cittadine a comprendere meglio come comportarsi con il conferimento dei rifiuti. Però c'è anche da dire che non c'è stata forse un'adeguata informazione e comunicazione, non si è voluto appunto puntare e quindi investire in questo tipo invece di gestione dei rifiuti. Quindi noi abbiamo attualmente dei cassonetti che probabilmente sono anche posizionati in modi non troppo uniformi all'interno del territorio comunale, ed essenzialmente la raccolta differenziata è demandata alla sensibilità di ciascun cittadino e di ciascuna cittadina, quindi non è così semplice fare un controllo effettivo. Quindi ecco che il caso di cassonetti intelligenti legati eventualmente ad una riduzione della tariffa sarebbe stata in realtà una buona occasione invece, no, per puntare di più, per spingere di più alla raccolta differenziata. E poi passa tanto dalla sensibilizzazione, dalle scuole in qualche maniera a tutti i luoghi poi anche istituzionali, di lavoro, quindi spingere sempre di più per appunto acculturare anche, no, le persone alla differenziazione. Già che ci siamo, faccio un po' da avvocato del diavolo in qualche modo, perché
Molto spesso quando anche noi abbiamo a che fare con queste problematiche, quando ci vengono segnalate delle difficoltà, eccetera, in genere si usa sottolineare anche come certe cose siano più complicate in una città ad un forte tasso di anziani che magari difficilmente, e in questo caso comprensibilmente, come dire, si allontanano da determinate abitudini, eccetera. Potrebbe essere questo considerato anche una sorta di alibi? Cioè dire, come dire, sì, cioè nascondersi anche in alcuni casi dietro tutto ciò. Beh, diciamo che conoscendo bene le caratteristiche della propria città sarebbe bene mettere in campo delle iniziative appunto per andare incontro alle esigenze delle persone e dei cittadini, quindi sapendo che ci sono moltissimi anziani che possono effettivamente avere delle difficoltà nella comprensione di alcuni meccanismi, un investimento intelligente sarebbe quello di trovare delle soluzioni e anche dei supporti per aiutarli a comprendere meglio alcuni sistemi. Penso a veramente tantissimi servizi che oggi avvengono anche esclusivamente per via digitale, ecco. Si parla di digital divide, quindi quelle situazioni in cui le persone che non sono abituate ad utilizzare, no, servizi digitali automaticamente ne vengono escluse. Ecco che anche quando altri servizi pubblici prevedono nuove ipotesi, ecco, di utilizzo, bisognerebbe ricordarsi sempre che dovrebbe essere affiancato anche tutto un processo di informazione, comunicazione e supporto nella comprensione di come avvengono ovviamente questi servizi, e quindi un grande investimento andrebbe fatto anche in questa direzione, credo. Quindi per tutte le generazioni, chiaramente, anche, no? Soprattutto però per gli anziani che forse hanno bisogno di essere supportati, ecco. Allora, chiedo anche a lei, ne abbiamo parlato prima, ed è un discorso che penso prima o dopo dovrà essere affrontato in un determinato modo. Parlando anche prima con il sindaco Polidori, mi rifaccio no, c'è una telefonata, diamo spazio alle telefonate, certo. E poi ho tutto il tempo, se credo, di approfondire un tema. Buongiorno. Pronto? Prego. Volevo dirvi una cosa. Allora, intanto Bosazzi, buongiorno, che sei un stupendo uomo, e buongiorno alla sua ospite. Volevo chiedere alla sua ospite, allora si parla delle scolazze, scusami se parlo in triestino. Non si preoccupi. Allora, mi sono informata in tante farmacie che purtroppo non sapevano dove buttare le medicine, perché tante volte rimane le medicine che sono ancora buone, ma non si sa dove metterle o dove buttarle. La può la signora rispondermi per cortesia? Grazie mille e una buona giornata. Buongiorno. Allora, grazie signora, io se mi trova, insomma, la ringrazio per il complimento, ma io non posso fare a meno di fare delle battute, forse se va a farsi controllare la vista non sarebbe male, ma comunque grazie per ho fatto dieta, per cui forse per questo anche appaio meno, appaio meglio di come apparivo mesi fa. Rispondiamo dopo la pubblicità, perché comunque incombe, così abbiamo anche più tempo per fare un ragionamento sopra. Allora, abbiamo cercato la risposta per la signora. A Trieste i farmaci non più utilizzabili vanno smaltiti direttamente nel cassonetto dei rifiuti indifferenziati secco, però la scatola e il bugiardino devono essere messi nel raccoglitore della carta. I blister e i flaconi devono rimanere nel loro contenitore originale per motivi di sicurezza. Se il flacone è vuoto ed è di plastica o di vetro, si può gettare nella raccolta differenziata del rispettivo materiale. Altro discorso riguarda il conferimento, riguarda se qualcuno per ovvi motivi rimane con dei farmaci che non può più utilizzare ma non sono scaduti. Se non sono stati aperti, ci sono delle farmacie
dove si può fare tutto ciò. Se sono stati aperti invece le farmacie non li accettano più. Ringrazio per aver dato l'informazione anche alla telespettatrice. Io personalmente so che esistono dei centri di conferimento di rifiuti speciali, quindi posso dire che sarei andata a cercare l'informazione appunto sul sito internet specifico, però la ritengo obiettivamente una barriera, un ostacolo, il fatto di dover andare a cercare le informazioni nel momento in cui si tratta di servizi pubblici. Quindi ecco, riagganciandomi al discorso che facevo prima, ai cittadini dovrebbero essere dati degli strumenti più vicini, ecco, per capire anche come conferire correttamente i rifiuti. Pensavo a delle situazioni in cui viene fatta la raccolta differenziata porta a porta, alle famiglie vengono fornite delle indicazioni molto precise, il calendario, no? Su come comportarsi correttamente. Appunto Trieste forse non ha le caratteristiche per il porta a porta, però sarebbe bene trovare una soluzione proprio per informare correttamente, oppure indicare dei punti diffusi nella città in cui si possano trovare le informazioni. Ecco, non delegare al singolo cittadino la ricerca forse sul sito internet giusto della soluzione. Allora, la nostra amica Anastasia Doglia, che è anche capogruppo di Forza Italia in quarta circoscrizione, ci scrive che le farmacie non sono obbligate a raccogliere i farmaci, alcune di libera scelta lo fanno. Una volta la farmacia di Borgo San Sergio faceva queste cose, però dice meglio chiamare la farmacia per sapere se fa questo tipo di raccolta di farmaci che, ripeto, non solo non devono logicamente essere scaduti, ma non devono essere stati nemmeno aperti. Quindi ringrazio la consigliera Doglia. C'è una telefonata? Buongiorno. Buongiorno, volevo dire le stesse cose che lei ha detto e che adesso le ha telefonato la dottoressa Doglia. Sapete che non sono più fuori delle farmacie i cassonetti, fra virgolette, per i farmaci, perché erano i ragazzi che in qualche maniera li aprivano, prendevano i farmaci, li diluivano e si difacevano per via venosa. Per quel motivo lì non ci sono più i cassonetti. Le parlo perché sono una farmacista in pensione. Ho capito, quindi e mi conferma, allora, però, così poi chiudiamo anche eventualmente... La parte della carta nella carta, il blister se di plastica nella plastica, i farmaci nell'indifferenziata. Ok, perfetto. Grazie signora, buona giornata. Ok. Vediamo, c'è una mail sempre su questo argomento. Le zone esentate da differenziare, scusa, nessuno cita la percentuale delle zone esentate, io devo andare in ferie, da differenziare considerando le difficoltà delle strade per l'orografia del territorio cittadino. Questo è un altro discorso legato appunto alla distribuzione uniforme dei cassonetti e oserei dire anche dei cestini, quelli più piccoli, no? Per come dire, il conferimento dei piccoli rifiuti. Questo viene determinato anche sulla base di come poi vengono effettuate le raccolte da parte dei cassonetti, che effettivamente devono poter, cioè dei mezzi che poi svuotano i cassonetti, e quindi c'è tutto il sistema di raccolta, ecco, dei rifiuti, e questo è un'altra di quelle cose che va programmata, va studiata, e bisognerebbe evitare che delle zone rimangano completamente appunto scoperte, perché esistono dei quartieri, delle aree in cui effettivamente o i cassonetti sono troppo pochi oppure vengono svuotati in modo non evidentemente troppo frequente. Quindi sono tutte situazioni che vanno studiate a tavolino con il comune, con chi ovviamente si occupa di questo servizio. Quindi io credo che si possano assolutamente risolvere se c'è la volontà. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Io volevo parlare con la sua ospite gentile sulla questione dei tappi di plastica delle bottiglie.
Allora, una volta si raccoglievano questi tappi, se li davano nei vari posti di raccoglimento, anche nelle chiese, eccetera, eccetera, certi punti dell'ospedale. E appunto, ma questo era un vero e proprio business, no? Anche business, diciamo, perché il valore del tappo, dopo che avevo ascoltato una conferenza, il tappo delle bottiglie superava non so quanto la bottiglia stessa. Vuol dire che era una questione di plastica molto pregiata, no? Nel riciclaggio. Adesso, se questo business, neanche a dire, l'ha riscoperta, praticamente lo sapevano già, ma hanno fatto un proprio business in Europa, mettendo il tappo legato alla bottiglia. Io personalmente sono anti-europea, per cui quando compro la bottiglia, la prima cosa che faccio è taglio il tappo. Ecco, e comunque prendo il tappo e lo metto a parte. Volevo sapere se esiste ancora questa specie di raccolta che sono usufruiti molti enti di beneficenza, tipo handicap, eccetera, eccetera, hanno addirittura comprato delle macchine, dei pulmini, per cui c'era un grosso interesse, giustamente, da parte di questi enti che usufruivano di questo riciclaggio. Adesso si può comunque raccogliere i tappi e dare a qualche associazione, oppure con l'avvento del cambiamento che ha fatto l'Europa non si fa più. La ringrazio. Okay. Grazie. Grazie per la telefonata. In realtà io ricordo molto bene di queste iniziative che in realtà ho visto esistere ancora in alcuni contesti. Penso in realtà ad altri comuni della regione, perché ultimamente a Trieste non ho visto queste raccolte, che però so essere figlie di iniziative di soggetti anche privati, di associazioni che si prendevano proprio a carico questa raccolta per poi fare il conferimento e come dire, fare anche delle donazioni appunto importanti, come l'acquisto, appunto come diceva la signora, di automezzi o di altre cose che potevano servire proprio al funzionamento delle singole associazioni. Io eviterei di legare, diciamo, la mancanza di queste iniziative al fatto che l'Unione Europea abbia in realtà inserito la necessità di mantenere il tappo legato alla bottiglietta, perché in realtà è legato più ad una questione di inquinamento ambientale, quindi il fatto che i tappi molto facilmente vengano rilasciati, cadano anche, non dico solo per questioni di volontà, ma anche come dire, involontariamente, sono degli elementi di plastica che tendono ad essere rilasciati nell'ambiente, nel mare, con molta più facilità rispetto ad altri rifiuti. Quindi che l'Unione Europea abbia deciso invece di mantenerli attaccati alla bottiglia è un elemento importante appunto di prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente. Però appunto ho visto sicuramente in altri comuni, però su iniziativa sicuramente di soggetti privati, che queste raccolte si fanno ancora. Quindi, sì, come dire, in realtà anche un soggetto pubblico potrebbe farlo, potrebbe decidere di raccogliere in realtà tutte le bottiglie di plastica e poi occuparsi della divisione tra bottiglia e tappo e fare comunque, insomma, contribuire comunque, no, a questa iniziativa qua. Io qua, le chiedo scusa, non dovrei, ma è una roba che io sono molto scettico su questa cosa dei tappi attaccati alle bottiglie, perché adesso ho anche visto che alcune case di produzione rendono molto più facile staccarlo dalla bottiglia di quanto accadeva un anno, 2 anni fa, perché proprio si è visto che funziona ma non funziona sta roba, insomma, perché parecchi si sono anche, come dire, hanno dovuto fare viaggi verso le puliture, perché magari latte, succhi di frutta, o per la rabbia o per la difficoltà, poi parte di questo è andata a finire sui pantaloni o sulle giacche delle persone. Insomma, non è il caso mio, quindi non ne faccio un discorso personale, ma ho visto delle cose un po' così. Però diciamo che si spera che, visto che è un tema particolarmente importante proprio per evitare l'inquinamento ambientale,
si vada a trovare delle soluzioni magari migliori. Cioè, può essere che qualche sperimentazione non funzioni subito, ma adesso ho però visto che potrebbe non è più portare così, appunto non è più così complesso come perché era veramente un po' fastidioso, insomma. Saranno fischiate le orecchie alla von der Leyen in quel periodo, non solo per questo, ma comunque allora andiamo in pubblicità e poi affrontiamo altri argomenti che non mancano. Allora, ancora non vorrei sembrare che sia un segmento monotematico della trasmissione, però un telespettatore ci chiedeva invece dove si vanno a raccogliere le capsule del caffè, che vanno conferite sfuse senza sacchetti nei contenitori stradali del progetto RICAP o nei centri di raccolta comunali. Però molto dipende anche dal materiale in cui sono fatte le capsule, perché quelle di alluminio si possono gettare nell'umido oppure consegnare direttamente nei punti vendita abilitati e per esempio le boutique Nespresso. Se certificate vanno gettate appunto nell'umido, è meglio controllare su internet, insomma. C'è una telefonata, buongiorno, speriamo si parli di altro, ma insomma, buongiorno. Buongiorno, dottor Bosazzi, complimenti, sono Silvia. Ah, buongiorno signora Silvia. Le devo fare un complimento per due cose. Una l'estetica e una la costanza di aver fatto una dieta, bravo. Pensi che ho ridotto a sole 2 Coca-Cola alla settimana e per me è una cosa veramente difficile, però i risultati sono buoni anche perché da istriano da 3 quarti posso rientrare in alcuni abiti che nelle ultime 2 stagioni non potevo utilizzare. Quindi comunque la Coca-Cola fa anche venire nervi perché contiene caffeina, quindi lei sopporterà meglio gli ascoltatori. Ok. Ecco, poi volevo dire, ma sono io l'unica al mondo che ho apprezzato tantissimo i tappi legati al collo della bottiglia? Perché il mio incubo era che questi tappi, ovunque io mi trovassi, cadevano per terra e se cascano a casa mia è un conto. E invece cadevano a Barcola per terra dove insomma si sa quello che c'è e francamente andavo in crisi praticamente. E invece poi adesso si piegano, stanno fermi, quindi non vanno sul naso e io li trovo una trovata geniale, anche come igiene proprio, perché la bottiglia non viene contaminata da questo tappo vagante. Certo. Non so, ma sono l'unica al mondo però, perché non ho sentito ancora neanche uno che apprezzi questa cosa qua. E poi non sanno che piegando fa uno stack e rimane fermo il tappino. Ecco, quindi è una cosa diciamo sciocca ma anche utile. Poi per le immondizie ho un marito che praticamente io credo che sia pagato dal comune, devo indagare perché è di una competenza su dove si buttano le immondizie unica, quindi mi avvalgo di lui in ogni caso, fa tutto lui, ecco. Ok, grazie. Bene, non ho altro da dire, vi ascolto. Grazie signora Silvia, grazie, buona giornata. Aggiungerei una riflessione che in realtà i bambini, le nuove generazioni non colgono questa difficoltà, no, nell'utilizzo della bottiglietta con il tappo attaccato perché sono abituati fin da subito al loro utilizzo, quindi è curioso anche questo, nel senso che una persona magari più adulta o anziana che è sempre stata abituata ad un certo modo di utilizzo appunto delle bottigliette magari è più restia a un cambiamento, però laddove conosciamo la motivazione che sta alla base, no, di legare il tappo alla bottiglia, ecco che come diceva la signora ha i suoi benefici. Ha un suo perché, io rimango scettico, ma questo è un altro discorso. Insomma. Allora, sentiamo la prossima telefonata, buongiorno. Buongiorno dottor Bosazzi, lei e anche le sue gentile ospite. Buongiorno. Io
io sono un po' così meravigliato perché in questa Europa in cui siamo in rissa con gli americani che ci mandano al diavolo, i russi stanno facendo una guerra, ce l'abbiamo alle porte di casa, un'altra guerra ce l'abbiamo un pochino a est e un pochino più a sud, la nostra Europa, siamo con gente che è completamente, fabbriche che chiudono, gente disoccupata, la nostra Europa di cosa si preoccupa? Dei tappi delle bottiglie. Perché questo è fondamentale. Ecco, allora io penso che ci sono tanti problemi più grandi che non un tappeto di plastica, che ho capito come può essere o altro, però con una plastica che tra l'altro presto verrà abolita e non esisterà più. Cerchiamo di concentrarsi sui veri problemi perché purtroppo ce ne sono. Grazie. Allora, è un invito è un invito anche a non trattare forse con certa leggerezza determinati temi, insomma, però insomma, la percezione questa è, ecco, insomma. Certo, fa parte della quotidianità, siamo partiti a parlare di tari, di trattamento dei rifiuti, che comunque è un tema che ci riguarda quotidianamente, però il telespettatore fa una riflessione corretta, insomma, appena sono arrivata in questo studio, no, abbiamo riflettuto sulle notizie che ci sono state questa settimana, oggi è venerdì, quindi possiamo considerarla un po' la fine della settimana, ed effettivamente ci stiamo abituando sempre di più a leggere notizie quotidianamente che ci riportano con l'attenzione a problematiche che si ripetono, no, nei giorni, quindi risse, degrado, crisi industriali, sono problemi effettivamente molto grossi, di cui però penso che non dovrebbe trattare esclusivamente, no, la cronaca. Questo non significa non parlarne, perché sono dei problemi assolutamente presenti, però vedo mancare delle proposte concrete per risolvere questi temi. A cosa faccio riferimento? Al fatto che le azioni che vengono messe in campo sono temporanee, cercano di tamponare tutte queste situazioni, ma mancano effettivamente delle azioni concrete e degli impegni reali per comprendere, no, come affrontare seriamente queste questioni che anno dopo anno, giorno dopo giorno continuano a ripetersi. Per cui penso ovviamente ad alcune delle notizie che sono apparse sul quotidiano questa settimana, partendo anche dalla recinzione di Piazza della Libertà, che ha lasciato sbigottiti più di qualcuno di noi, perché si parla di 1 milione di euro di investimento per recintare Piazza della Libertà, che potrebbe sembrare una soluzione, no? Potrebbe sembrare, come dire, un'idea che può dare maggiore sicurezza, ma in realtà non si tratta di una soluzione che va a comprendere realmente qual è il problema. Quindi un problema di degrado che deriva comunque da tutta una serie di azioni, di scelte politiche che hanno deciso di non guardare veramente al problema, ma anzi di nasconderlo, di spostarlo. E quindi ecco che se ci troviamo al giorno d'oggi quotidianamente a leggere di situazioni che ci creano insicurezza, è anche derivato da inazioni politiche o da scelte precise che non vogliono guardare veramente al problema. Allora, tanto faccio vedere la vignetta di Englaro che non ha a che fare con l'attualità, però è divertentissima. Dice: sa che l'8% del vin che se vendi sia analcolico, per me ise tutti toccai. Ed è un gioco di parole molto divertente. Allora, no, c'era questo articolo del Piccolo, dice: giungla Teatro Romano, lo sfogo di Di Piazza. Ne abbiamo parlato anche prima con il sindaco di Muggia, perché oggettivamente di fronte a una situazione che fra l'altro è sotto gli occhi di tutti ed è grave per certi aspetti, che i triestini ci siano anche abituati ormai, no? Un turista ha fotografato, ha mandato eccetera eccetera, e si è creata nemmeno una polemica, ma c'è una durissima presa di posizione da parte del sindaco. Io mi chiedo perché ad un certo punto, ok, è della soprintendenza, abbiamo parlato prima con Polito, è della soprintendenza, ma di fronte ad una roba del genere io mi prendo
e vado a pulirlo io. Cioè, Certo, a me dispiace che ci sia questo attacco alla soprintendenza, perché è un ente che è chiamato ad una tutela veramente sì, prego. ingente di quello che è tutto il patrimonio che non abbiamo solo a Trieste ma abbiamo in Italia. Quindi però qua, mi perdoni, sì. non si tutela così. No, Cioè infatti tu vedi non si una roba tutela del così. genere, il giorno dopo devi venire e devi estirpare le erbacce, Certo, eccetera. però credo che si tratti anche di collaborazione tra enti, tra istituzioni, quindi dare la responsabilità esclusivamente alla soprintendenza perché la proprietà o la gestione è di quell'ente, e non in qualche maniera agevolare l'istituzione di una collaborazione vera e un po' lavarsene le mani. Quindi effettivamente sovrintendenza non riesce ad agire subito, troviamo il sistema invece per farlo. Io la penso in questo modo, ecco, che tra enti ma anche tra assessorati si collabora troppo poco. E quindi lo vediamo anche nella nostra città, ci sono assessorati che non si parlano e quindi si danno le responsabilità delle inazioni. Questo non è un sistema di governo che facilita ovviamente l'agire, perché non è mio, non mi compete, quindi le cose rimangono così. E credo che anche nel caso della manutenzione del Teatro Romano, di tutto quello che è il patrimonio, insomma, che non è esclusivamente in capo ad un ente, dovrebbe essere gestito ed affrontato in un modo più collaborativo, trovando i modi, le risorse e le progettualità che si possono mettere in campo. Allora, un nostro telespettatore, tornando alla telefonata di prima, dice: non capisco perché mettere in relazione due argomenti pesandoli per gravità solo per sminuirne uno. Non credo che nessuno di quelli impegnati a ridurre l'inquinamento o pensare ai tappi sia uno dei negoziatori con Stati Uniti o Russia. Non capisco perché non si riesca a fare due o più cose contemporaneamente. Certo, ovviamente l'Unione Europea si deve occupare di tantissimi temi contemporaneamente e poi a noi cittadini arrivano anche certe tematiche in un modo più diretto, mentre altre rimangono, come dire, ai piani alti, quindi noi non conosciamo tutto quello che viene fatto a livello europeo, no? Per prevenire, per risolvere problematiche, quindi il tema di nuovo legato ai tappi e alle bottigliette è qualcosa che ci ha impattato quotidianamente, quindi sembra che sia una cosa su cui l'Unione Europea si è impegnata più che rispetto ad altre cose, però non è così. Ci sono sicuramente tantissimi temi, tantissimi ambiti sotto l'attenzione dei politici, a cui comunque io darei fiducia, nonostante ovviamente ci troviamo in un momento storico in cui sembra di non riporre abbastanza fiducia, no? in chi prende le decisioni che poi impattano sulle nostre vite, e quindi insomma, come dire, quello che ci riguarda e che impatta più sulle nostre vite non è per forza di cose un tema che viene affrontato in modo più strutturale, ecco, né dall'Unione Europea ma neanche dalle politiche locali, perché questo è, le politiche locali lavorano contemporaneamente su tantissimi temi e non tutti poi riescono ad avere degli impatti, no, sui cittadini, ma non vuol dire che alcune cose non vengano affrontate. Allora, qui invece c'è una cosa che non ho trattato prima sul piccolo, perché mi pare sia il caso di trattarla adesso. Allora, supera tutte le selezioni prima dell'assunzione, rivela di essere incinta, e prima dell'assunzione rivela di essere incinta, il posto di lavoro scompare. La persona, c'è da dire anche questo, che nel frattempo ha trovato comunque un posto di lavoro, non è il lavoro che voleva, ma comunque insomma ha comunque un lavoro, però insomma quando leggi queste cose insomma ti sembra un po' di tornare indietro nel tempo, e si ripropone il discorso di una certa sperequazione fra uomo e donna quando si tratta di lavoro.
a quali riflessioni può portare una cosa di questo genere? Beh, devo dire che da donna, ma non solo, insomma da cittadina che riconosce quanto questi temi siano urgenti, leggere di queste situazioni che non sono così poco frequenti ci deve far riflettere a tutti i livelli. Sempre sul piccolo di oggi c'è anche un'altra notizia che invece riguarda l'impiego femminile, ovvero ieri c'è stato un incontro in cui si è parlato di soffitto di cristallo superato, ovvero che in alcune università fa riferimento. Esatto, sì. Quindi leggiamo oggi due articoli che parlano di lavoro femminile, quindi di condizione della donna che ha nel mondo del lavoro. Da una parte è vero che fortunatamente in alcune situazioni chi fa un certo tipo di carriera riesce a superare questo cosiddetto soffitto di cristallo, che è un modo per dire ok, c'è una barriera invisibile, ma c'è per le donne che vogliono in qualche maniera e per competenza potrebbero aspirare a ricoprire certi ruoli importanti, certi ruoli apicali, ma in qualche maniera la società non glielo permette. Quindi noi a Trieste è vero che abbiamo invece delle situazioni diverse, abbiamo molte donne che stanno ai vertici di diverse istituzioni e questo ci deve sicuramente fare piacere, però è altrettanto vero parallelamente che ci sono situazioni di discriminazione proprio legate al fatto di essere donne e il fatto che questa cittadina incinta abbia trovato un ostacolo così grande che non le ha permesso di accedere ad un posto di lavoro nonostante le sue condizioni, è sicuramente una situazione che ci deve preoccupare e ci deve far dire ok, abbiamo bisogno di intervenire in modo strutturale. Tra l'altro leggevo sull'articolo che lei avrebbe avuto le condizioni sanitarie per poter svolgere il lavoro, sì, no? Quindi come dire, le condizioni c'erano, è mancata proprio una parte di fiducia, una parte di ascolto da parte del datore di lavoro e questo è una situazione ovviamente molto critica. Ecco. Facevo riferimento, chiedo scusa, al convegno Eccellenze, sì. Quindi allora chiedo scusa, è organizzato credo dalla FIDAPA, Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni Affari, non dall'università, almeno così vedo, quindi chiedo scusa per l'errore. Allora, ci abbiamo verso la conclusione, io direi c'è stata la presentazione, credo sabato scorso se non mi sbaglio, di un'iniziativa molto utile, desumo, da parte di Adesso Trieste e che ha anche, come dire, uno slogan particolarmente accattivante e diciamo anche divertente, dai, perché insomma delle volte ci si può anche divertire con gli slogan, eccetera. Che cos'è Takabanda? Grazie per darmi qualche minuto per raccontare di questa iniziativa a cui noi teniamo veramente tanto, perché è appunto un'iniziativa che vuole dare la possibilità concreta e tangibile ad alcune realtà cittadine di realizzare delle idee che possano migliorare un po' quella che è la vivibilità e la socialità, ecco, della città. Takabanda è un bando, quindi che vuole andare a finanziare queste idee, è caratterizzata da diverse cose di cui andiamo particolarmente fieri. Da una parte i fondi che sono messi a disposizione appunto di questo bando derivano dai contributi che i nostri eletti e le nostre elette a livello regionale, comunale e circoscrizionale danno all'Associazione Adesso Trieste come da statuto, e per cui abbiamo inteso restituire in qualche maniera parte di questi contributi proprio alla realizzazione di idee che nascono dal basso, e questo per noi è fondamentale. Noi crediamo tantissimo nel dare la parola proprio ai cittadini, alla cittadinanza, e far crescere e nascere delle idee dal basso, perché crediamo che l'azione istituzionale possa funzionare non solo dall'alto, quindi con progettualità
appunto gestite dall'amministrazione, ma anche proprio grazie alla collaborazione con i cittadini. Quindi è un bando rivolto ad associazioni, ma anche a gruppi informali, quindi non strutturati. Sul sito di Adesso Trieste si trovano tutte le informazioni, e la dotazione finanziaria iniziale di quest'anno, perché ci piacerebbe comunque portarlo avanti anche nei prossimi anni, è di 2.000 euro. Quindi ciascun soggetto che desidera presentare delle idee, ovviamente delle idee che abbiano anche delle ricadute positive, ecco, sui quartieri, possono essere presentate attraverso dei moduli che abbiamo voluto rendere molto semplici proprio per non burocratizzare troppo questo processo. E la cosa anche molto bella a cui siamo felici di essere riusciti ad attivare è che c'è il nostro comitato scientifico che farà una prima valutazione, ma poi ci saranno tutti i soci e le socie di Adesso Trieste che potranno scegliere quali tra le idee arrivate potranno effettivamente rispondere meglio alle esigenze che poi abbiamo mappato esserci sul territorio. Quando più o meno si incominceranno quando si arriverà comunque alla decisione, eccetera? Allora, è ottobre o è un... Allora, il bando rimane aperto per 2 mesi, quindi nel corso dell'estate poi ci sarà la fase di valutazione da parte appunto del comitato scientifico, poi ci sarà una fase di valutazione aperta ai soci e alle socie, e poi ci sarà un anno di tempo per la realizzazione ovviamente delle iniziative che potranno essere di diversa natura, quindi possono essere anche per esempio la realizzazione di feste di quartiere che abbiano un intento appunto sociale, culturale, una ricaduta positiva e di allargamento della partecipazione. Perché tra l'altro adesso mi ricordo che una delle mission, abbiate pazienza se uso i primi termini che mi vengono in mente, ma ripeto, devo andare in ferie e quindi sono un po' stanco. No, una delle mission di Adesso Trieste era anche quella di avere una presenza molto, particolare proprio sul territorio, no? Anche con iniziative come queste. Io ricordo, penso c'era proprio lei che l'aveva presentata un paio d'anni fa in zona non San Giacomo ma Maddalena, proprio questo tipo di presenza che anche attraverso momenti di aggregazione e di festa, insomma momenti diciamo leggeri, si possono utilizzare proprio per far presenti determinate problematiche. Certo, noi crediamo moltissimo sull'ascolto della cittadinanza per comprendere realmente quali sono le esigenze per migliorare gli aspetti di vivibilità quotidiana. Quindi pensiamo anche allo strumento del bilancio partecipativo a cui noi facciamo sempre riferimento, tra l'altro una proposta molto concreta che abbiamo fatto anche in Consiglio Comunale che è ancora in attesa di risultato, di esito, quindi l'istituzione del bilancio partecipativo che permetterebbe al Comune di stanziare una parte del bilancio affinché siano proprio i quartieri, i cittadini a decidere come utilizzarlo per migliorare concretamente alcuni aspetti della vivibilità dei quartieri. Quindi abbiamo San Dorligo della Valle che è il primo comune regionale, il primo comune della provincia che ha istituito il bilancio partecipativo. Infatti il sindaco molto spesso viene a raccontarlo da noi. Certo, e noi crediamo che sia assolutamente uno strumento fatto per metterci in dialogo l'amministrazione in modo molto più strutturale con le esigenze della cittadinanza e quindi dare proprio anche una sorta di responsabilità, di scelta di come usare una parte del bilancio e dare fiducia poi anche ai cittadini che se si impegnano tornano anche ad avere in qualche maniera più fiducia nell'azione istituzionale. Perché questo poi anche veramente il problema che è sempre più, mettiamola così, dovrebbe essere sempre più sentito non soltanto dalle forze politiche o dai movimenti, ma anche dalla stessa gente, cioè il distacco, il disinteresse che è ancora peggio delle persone dalla politica e qualcuno potrebbe dire, beh, la politica se lo merita.
Per certi aspetti è vero, non se lo merita però, non se lo meritano gli stessi cittadini, perché essere disinteressati significa poi, come dire, non contare e alla lunga questo è grave. Certo, e poi c'è il tema dello spazio pubblico che è di tutti, quindi se certo. tutti vengono messi nelle condizioni di poterlo migliorare, anche attraverso appunto idee, proposte, progetti, ecco che la fiducia nell'azione istituzionale può aumentare. Quindi noi vogliamo andare in questa direzione e anche con Taccabanda, che appunto è una prima piccola iniziativa, però ci teniamo tanto perché sappiamo che potrà dare delle risposte concrete e quindi vogliamo dare veramente fiducia e spazio alle idee dei tanti comitati anche che in questi anni sono sorti. E sono sorti perché sono inascoltati, quindi è un sintomo che noi recepiamo come importante. Ecco. Allora io ringrazio Barbara Chiarelli, portavoce di Adesso Trieste, adesso Grazie. mi prendo giusto un po' di tempo per dare tutti quanti gli appuntamenti di oggi. Partiamo dal più distante, vale a dire Ring alle 21:10 circa. Gli ospiti sono il prefetto di Trieste Giuseppe Petronzi, c'è un'intervista che apre la puntata, poi il dibattito vedrà Claudio Giacomelli di Fratelli d'Italia, Paolo Polidori della Lega, Giovanni Barbo del Partito Democratico e poi anche Riccardo Laterza di Adesso Trieste. Alle 19:30 c'è il telegiornale della sera, alle 18:55 c'è Trieste in diretta che oggi, essendo venerdì, parla di cultura e di spettacolo nella fattispecie, parleremo dell'armonia e parleremo anche di un'iniziativa che coinvolge i giovani, laddove alle 13 c'è l'anteprima del telegiornale delle 13:20. Mi pare che ho detto tutto senza fare particolare caos, quindi grazie ancora a chi ha chiamato e a chi ha scritto, grazie agli ospiti. Sveglia Trieste torna domani come sempre alle 7. Buon proseguimento di giornata e arrivederci. Grazie.